Amici di Sportisili, amici di Lo Calcio, ben ritrovati. Buon lunedì, buon inizio settimana, nuovo appuntamento, il quinto per quanto riguarda la stagione 2024-2025 di Lo Calcio. Solita rassegna del calcio di casa nostra, partendo come di consueto ormai da 3 puntate con la Serie D, con l'ospite che sto per andarvi a presentare, e poi la seconda parte di Lo Calcio, il consueto appuntamento con eccellenza e promozione, con salvorifici. Io mi defilerò perché arriverà Gigi Prestigiacomo, direttore sportivo del Regina Mundi, capolista del campionato di promozione Girone A. Vi ricordo, prima di entrare nel vivo della quinta puntata di Lo Calcio, di seguirci sui nostri profili social, non solo su Facebook e non solo sul canale YouTube Fortisili TV, dove sta andando in onda questo appuntamento di Lo Calcio, ma anche su Instagram, su X, su TikTok e naturalmente sul nostro sito www.sportisili.it. Ma bando alle ciance, passo a presentare l'ospite di questa sera. È con grande piacere che abbiamo qui a Lo Calcio Alberto Lepiscopo, direttore generale della Sicilia FA. Benvenuto Alberto. Grazie Francesco e complimenti per questa iniziativa editoriale. Grazie Alberto, sempre troppo gentile. Naturalmente approfitteremo della presenza di Alberto anche per parlare naturalmente di Sicilia FA, di quelli che sono i progetti futuri di una realtà sempre più in espansione, sempre più affermata e ben radicata, non solo a livello regionale, in quanto appunto compagine siciliana, ma ormai sempre più in alto. Entriamo subito nel vivo e io, anche per introdurre il buon Salvo Geraci in regia, partirei proprio dal guardare la classifica di Serie D Girone I, perché ieri c'è stato un piccolo inciampo in quello che è, come di consueto, un complicato testacoda da gestire. È un piccolo inciampo della capolista scafatese che ha pareggiato all'Esseneto contro l'Acracas, tornato sotto la guida di Lillo Bonfatto dopo un po' di confusione. Va via Bonfatto, arriva Rigoli, va via Rigoli, torna Bonfatto. Alla fine un pareggio all'Esseneto. Io direi proprio di cominciare a leggerla questa classifica, e poi chiamerò in causa Alberto un po' per darci quello che è il suo punto di vista sulla lotta di testa. Scafatese a quota 16 mantiene il primo posto, ma adesso tallonata dal Siracusa a quota 15. Poi Vibonese a 13 punti, nuova Igea Virtus di Mister Di Gaetano che abbiamo avuto in trasmissione lunedì scorso, quota 10. A 9 punti Regina, Pompei e Locri, 8 punti per San Biase e Paternò, 7 punti per Città di Sant'Agata e Castrum Favara, 6 punti per Ragusa, Nissa ed Enna, 5 punti Licata, a 4 punti Acragas, San Cataldese e Acireale. Ricordiamo che Regina e per l'appunto Acireale hanno una partita in meno, in quanto deve essere completata la gara del Granillo di 8 giorni fa, ricordo partita sospesa per via del problema di salute occorso al direttore di gara proprio durante l'intervallo della sfida che riprenderà con tutto il secondo tempo da giocare sul risultato, ricordo, di 0-1 in favore degli acesi. Prima di andare a vedere qualche immagine dei campi della Serie D, coinvolgo Alberto e gli chiedo un po' cosa ti è parso di queste prime 6 giornate di Serie D Girone I. Cosa ti aspetti in particolare dalle 12 formazioni siciliane? Naturalmente ne possiamo snocciolare anche un po' per parte, magari partiamo dalla corsa di testa, intanto dal Siracusa che dopo la battuta d'arresto iniziale ha inanellato 5 vittorie consecutive. Sì, il Siracusa, diciamo, è la squadra più attrezzata, ad avviso degli addetti ai lavori, che è la mia opinione personale, per vincere questo campionato. È una squadra con calciatori di categoria superiore. Bisogna stare molto attenti alla Scafatese in questo che sarà probabilmente un duello in testa, perché la Scafatese invece è una squadra con giocatori di categoria che potrebbe sembrare una diminuzione rispetto all'altra qualità, invece è importante, li ho visti all'opera, sono brutti e cattivi.
Allora, visto che li hai nominati, andiamo a vedere, visto che li ho nominati anch'io in apertura di trasmissione, andiamo a vedere cosa è successo allo stadio Esseneto di Agrigento. Akragas che si era portato in vantaggio, tra l'altro, contro la capolista scafatese, poi il pareggio della formazione campana 1-1. Buon ritorno in panchina per Lillo Bonfatto. Andiamo a vedere, grazie all'ufficio stampa dell'Akragas, le immagini di Akragas Scafatese. Partiti, siamo dentro il primo tempo di Akragas Scafatese, sesta giornata di andata del campionato di Serie D, girone I. Punto l'avversario, entra in area, serie di finte, lo Faso, in mezzo al traffico, lo Faso, il cross che va a cercare Rechichi con la testa, Rechichi, attenzione, Palazzolo fermato, ancora Rechichi, la palla è lì, Rechichi in mezzo al traffico, Palazzolo, la conclusione, ha segnato l'Akragas, ha segnato ancora lui, galvanizzato dal gol. Applausi per l'Akragas. Grillo carica il sinistro, palla sul fondo, ancora applausi per la formazione bianco-azzurra che punta la porta avversaria, ancora Lo Faso, carica il destro, anzi no, è una finta, ancora Simone Lo Faso, cross morbido, Leve! Oh mamma mia, tutto solo, non inquadra lo specchio della porta, Akragas è vicinissimo al 2-0. Rechichi, Lancioni, entra in aria, Lancioni, la conclusione. Ci prova la Scafatese, poi carica il sinistro, Armeno, la conclusione, quasi a botta sicura di Lancioni, palla fuori. Sinatra, carica il destro, Sinatra, la conclusione, palla fuori di niente, ancora applausi per l'Akragas. Non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo, lo porta a casa l'Akragas con merito, è avanti il gigante 1-0, gol di Nicolò Palazzolo al 20° minuto di gioco. Ricomincia Akragas Scafatese, 1-0 all'intervallo, gol di Palazzolo al 20°. Attenzione, Lo Faso contro 3 avversari, Lo Faso con il sinistro a giro sul primo palo, palla fuori di 1 metro, con le mani alto bello. La palla è lì, Dregan, sul colpo di testa di Aliperta. Potenza, attenzione, Gagliardi, la conclusione, Murata da Rechichi. Siamo giunti all'80°, spinge la Scafatese, Colley, cross basso sul secondo palo, Sol! Ha segnato la Scafatese, il pareggio degli ospiti. Il cross in aria, Leve con la testa, era tutto buono. Non c'è più tempo, finisce qui. Piccola, grande impresa dell'Akragas che pareggia in casa contro la Scafatese per 1-1. Akragas che ha giocato un primo tempo straordinario mettendo alle corde la Scafatese, poi il pareggio nella ripresa della formazione ospite, un pareggio alla fine meritato, cercato e ottenuto. Rientriamo dunque, Akragas che sfiora l'impresa contro la Scafatese. Alberto, tu sicuramente avrai seguito le vicende dell'ultimo, magari non in maniera troppo approfondita e radicata, le vicende dell'ultimo mese in quel di Agrigento con il continuo cambio del testimone tra Lillo Bonfatto e Pino Rigoli. Sicuramente una situazione complicata, però naturalmente la speranza è che sotto alla Valle dei Templi si possa tornare quantomeno il sereno, e comunque una prova gagliarda, una prova di coraggio contro la capolista può essere in questo senso un bel segnale, no? Sì, un bel segnale nel classico testacoda, sarebbe potuto anche finire con un risultato pieno e, come dicevo prima, la Scafatese è una di quelle squadre che la tengono duro fino all'ultimo, sono difficili da affrontare, quindi è un risultato che deve dare speranza, anche perché io il pensiero che facevo prima della partita è che la Scafatese è una squadra che lascerà pochi punti, soprattutto sui campi delle cosiddette, diciamo, squadre di bassa classifica. E quindi questo avvalora ancora a maggior ragione l'impresa, la mezza impresa dell'Akragas. Per quanto riguarda la situazione societaria, sì, un po' di fibrillazioni. Mi auguro che trovino diciamo, una stabilità, perché poi è necessaria per venire fuori dalla situazione di classifica. Assolutamente sì, sono d'accordo. Restando nella zona alta della classifica, ne abbiamo parlato proprio in apertura di questo Siracusa che è tornato, che sta continuando a mettere insieme
risultati importanti. L'ultimo in ordine di tempo è arrivato ieri pomeriggio al De Simone contro la Reggina, gol su calcio di rigore di Mimmo Maggio, che continua anche quest'anno a confermarsi bomber di assoluto prestigio e di assoluto rilievo. Io invito ovviamente Salvo, Geraci in regia a mostrarci le immagini che arrivano proprio dal Nicola De Simone, l'1-0 del Siracusa contro la Reggina, immagini targate Wii Sport. Le vediamo e poi le commentiamo insieme ad Alberto Lepisco. Il Siracusa ingrana la quinta e fa fuori la Reggina per 1-0. Con Barbana infortunato, Turati si affida alla formazione del secondo tempo di Pompei con Falla, Sus, Baldan e Pistolesi davanti al portiere Iovino. A Quadro e Palermo centrocampo, Di Grazia alle spalle di Maggio con ai lati Convitto e il giovanissimo Di Paolo. Reggina con il 3-4-2-1 e solo Barranco in avanti. Eppure la formazione Amaranto, oggi in maglia bianca, parte sparato con un pressing forsennato che tiene rannicchiato dietro il Siracusa, provando con conclusioni da fuori, come al 10° minuto con Barillà, il suo sinistro è parato da Iovino, al 15° con Forciniti, il tiro centrale che il giovane portiere Reutroseo neutralizza con facilità. Il Siracusa si vede per la prima volta al 20° in contropiede con Di Paolo che si presenta davanti a Martinez, bravo però a mettere il pallone in angolo. Sugli sviluppi del corner c'è un netto mani in aria a Reggina, l'arbitro non ha dubbi e calcio di rigore. E dopo le tante proteste al 23° si presenta sul dischetto Maggio che trasforma spiazzando Martinez che aveva toccato il pallone col piede di richiamo. Reazione Amaranto al 28° con Girasole, il colpo di testa è parato facilmente da Iovino. Si chiude così la prima frazione. Nella ripresa subito Siracusa al secondo con Convitto che si destreggia bene, alla fine il suo sinistro però risulterà di poco alto. All'8° pericolosa mischia in area aretusea con Iovino che perde il pallone, con i reggini che ci provano in tutti i modi, ma alla fine il pallone si perde fuori. Al 12° ancora Amaranto pericolosi con Bachi e crossa per Barranco, colpo di testa in tuffo dell'argentino che Sus con il petto neutralizza in angolo. Nel Siracusa entrano Candiano per Convitto e Longo per Di Grazia, proprio Candiano al 32° crossa per Baldan che di testa però mette fuori. L'azione più pericolosa degli ospiti avviene al 35° con il cross di Urso per la testa di Rajkovic e Ragusa che si distende come può e colpisce il palo a Iovino battuto. Ultimi cambi azzurri con Sarao per Maggio e Puzzone per Di Paolo. Al fischio finale esplode il De Simone e la Curvanna in particolare. Azzurri adesso ad un solo punto dalla Scafatese fermata dall'Agragas per 1-1. A Rete 6 domenica prossima di scena in trasferta all'Ocri. Dunque basta un calcio di rigore di Maggio alla Siracusa di mister Marco Turati per vincere la quinta partita consecutiva dopo il KO contro il Sambiase alla prima giornata. Solo vittorie per la squadra appunto guidata dal tecnico milanese. Tra l'altro in settimana c'è stata la conferenza stampa tanto attesa di presentazione di Walter Zenga come nuovo club manager. Alberto, al di là di quelli che possono essere magari così delle reazioni più o meno ricche di ilarità su questa scelta, che per quanto mi riguarda in realtà è tutto meno che fonte di sorrisini, perché alla fine una figura come Walter Zenga, indipendentemente dal ruolo che occupa, per una squadra dilettante è una presenza importante anche a livello soltanto di carisma, di esperienza. Questo Siracusa sembra essersi ormai messo definitivamente alle spalle quelli che erano i timori emersi dopo la prima giornata e dopo la sconfitta col Sambiase. Sì, diciamo che una falsa partenza si concede a tutti, anche alle squadre più attrezzate. Tant'è vero che il Siracusa ha rimesso le cose a posto e può vantare la guida di un direttore importante e di un allenatore che comunque ha fatto un percorso molto importante, e questo servirà perché la difficoltà che può avere questa squadra è tenere assieme tanti giocatori di un certo rilievo, molti dei quali, io guardavo la panchina
del Siracusa l'altro giorno, e c'era Alma, c'era Limonelli, Candiano, insomma Longo, gente che giocherebbe titolare probabilmente in ognuna delle restanti squadre del girone. E credo che la squadra non abbia ancora espresso tutto il potenziale di cui è capace, nonostante le vittorie di fila, intendo, cioè tantissime individualità, un gioco, un collettivo che si comincia a delineare, ma io credo che se prosegue in questo andazzo ci farà divertire. Ecco, tu ne hai nominati alcuni che nel corso di questo triennio hanno anche fatto parte della nazionale siciliana. Mi viene in mente Carmelo Limonelli, mi viene in mente Giuliano Alma, che ha preso parte alla spedizione che è andata a giocare alla Corsica Cup. Sono tutti giocatori che già l'anno scorso avevano fatto parte del Siracusa, allenato prima da Caspare Cacciola e poi da Spinelli nel finale di stagione. Possibile che abbiano magari anche imparato quella che è stata la lezione dell'anno scorso, ovvero sia restare compatti, restare mentalizzati sull'obiettivo, visto che quest'anno non c'è l'ammazza grandi, che l'ammazza campionato che è il Trapani, anzi in realtà sulla carta si dice che sia proprio il Siracusa a dover svolgere questo compito. Sì, sì, come ti dicevo prima, io sono convinto che il Siracusa appunto possa assolvere a questo compito. Mettevo in guardia, ma io sono l'ultimo a doverlo fare perché la dirigenza del Siracusa ne è perfettamente coscienza, che la Scafatese da squadra di categoria è quella che magari nella giornata storta riesce a recuperare punticini in campi complicati. Una squadra invece di categoria superiore, quale io ritengo il Siracusa, può commettere, insomma, soprattutto inizialmente, la prima giornata lo testimonia, può trovarsi nella situazione nel voler giocare, insomma, nel voler condurre le partite, di potersi trovare impantanata in dei campi di categoria che magari possono rivelarsi insidiosi. Il Catania di 2 anni fa ce lo insegna anche, che nonostante il percorso trionfale, nei campi più inaspettati ha trovato delle sorprese del genere. Però ripeto, la dirigenza e l'allenatore sono di spessore, io sono convinto che riusciranno a gestire sia la rosa, una rosa così importante, che comunque un campionato particolare, pur essendo appunto una squadra con altri valori. Poi ci sono, visto che stiamo parlando con Alberto che gravita praticamente in riva allo stretto, ovviamente al versante siciliano, parliamo un po' di quelle squadre che invece confinano. In particolare me ne vengono in mente due, la Regina che abbiamo appena visto al De Simone perdere 1-0 contro il Siracusa e ricordo ancora una volta che dovrà ancora terminare la partita contro la Cireale, si ripartirà dallo 0-1 per il secondo tempo della gara del Granillo. Poi c'è la Vibonese che anche quest'anno, un po' come è successo l'anno scorso con il Trapani e il Siracusa, è sempre lì, è il terzo incomodo, la classica squadra che non viene praticamente mai nominata quando c'è da fare le griglie, quando c'è da nominare le favorite, però lì la squadra del presidente Caffo, anche quest'anno, a mio parere, che ho visto nello specifico la gara contro il Castrum Favara, è una squadra quadrata, ben costruita. Alberto, tu magari avrai visto già qualche immagine della squadra di Vibo Valencia, dici un po' la tua, ovviamente sulla Vibonese e sulla Regina, e poi se hai qualche altro outsider che secondo te può inserirsi nella lotta di testa, dici un po' la tua. Ma intanto la Vibonese, diciamo, ormai è abituata ad occupare posizioni di vertici di classifica. Quest'anno era data un po' anche per le vicissitudini estive, il paventato disimpegno del presidente Caffo sembrava dovesse un po' ridimensionarsi, invece un mercato importante, fatto comunque con un duo di direttore allenatore consolidato, ha fatto sì che la squadra mantenesse comunque quello che le ultime stagioni hanno detto, nonostante, e questo è quello che lamenta Caffo, un pubblico che comunque, diciamo, non riempie gli spalti così come ci si aspetterebbe. Questo probabilmente però sta consentendo anche a questa squadra,
pure abbastanza giovane, di giocare in maniera tranquilla, e ora si è messa insomma in scia, direi ottimamente. Non mi ricordo se hai citato, sempre comunque per squadre di continuità territoriale, Regia Virtus, perché io fra quelle che ho visto già Regia Virtus ho avuto l'opportunità di vederla un paio di volte. Bisogna fare i complimenti a mister Di Gaetano, perché è una squadra veramente ben messa in campo, con giocatori che sanno perfettamente cosa fare, un 3-5-2 molto, molto ordinato, e con dei giocatori importanti. Ora non voglio citare per forza i nostri, intendo i Calafiore, i Maltese, insomma, che sono un po' l'ossatura di questa squadra, però sia come collettivo che come individualità penso anche ad Aperi, penso a Balsamo, un giovanissimo centrocampista centrale, un 2006 mi pare. Stanno dicendo molto insomma, potrebbe essere il ruolo, non credo che potrà competere per le primissime posizioni, però la nuova Igea in questo momento è probabilmente la più bella sorpresa del campionato. Assolutamente sì, sono d'accordo. Tra l'altro 7 giorni fa abbiamo avuto nostro ospite, mister Ciccio Di Gaetano, che ci confermava proprio il fatto di riuscire a lavorare in un ambiente comunque favorevole, ed è una squadra che può dire senza dubbio la sua in questo campionato. Tra l'altro tu poc'anzi, a proposito della Vibonese, nominavi un po', o comunque facevi cenno al tandem ormai consolidato composto da mister Facciolo e dal DS Meli, che tanto bene hanno fatto fino all'anno scorso al Città di Sant'Agata. Ne parleremo ovviamente più avanti, anche visto che parleremo anche della lotta nelle posizioni meno nobili, per così dire, della classifica, posizioni meno nobili della classifica alle quali in questo momento sembra legarsi un po' a sorpresa la Nissa di mister Nicolò Terranova, altro protagonista di Lo Calcio un paio di settimane fa. La squadra biancoscudata, dopo la bella vittoria di 7 giorni fa all'Ocri, cade in casa contro il Pompei trascinato, visto che parliamo di siciliani, da un altro siciliano doc, siciliano d'esportazione, ovvero sia Pepperizzo. Potremo ammirare il suo gol che ha sbloccato la partita del Marco Tomaselli, e non solo quello, con le immagini ovviamente targate anche in questo caso Wii Sport. Voliamo questo volo ideale fino a Caltanissetta per gli highlights di Nissa, Pompei, e poi li commentiamo insieme. La prima vittoria in campionato ha sempre un sapore speciale. Sull'onda lunga del successo di Locri, la Nissa di Terranova torna in campo per la sesta giornata di Serie D. Allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta i padroni di casa affrontano il Pompei, appaiato in classifica a quota 6 punti. Campani reduci da 2 sconfitte consecutive contro Vibonese e Siracusa. Le formazioni, partendo dai biancoscudati padroni di casa: Elezai, Mannino, Gamez, Biedo, Barrera, Lozza, Agnello, Maltese, Pagano, Rotulo, Samache e Bollino. Risponde il Pompei con Rizzuto, 5, Petta, Rosati, Trust, Agnelli, Rizzo, Carnevale, Aurino, Di Piazza, De Luca. Passiamo allora al film del primo tempo. Dopo 6 minuti di gioco il Pompei, che cerca la prima offensiva, De Luca a sinistra fa il solco, passa in mezzo a 2 avversari in grande stile, c'è l'uscita provvidenziale con la manona di Elezai che evita il pericolo. Minuto 9, la Nissa prova a rispondere con Maltese che va a rubare il pallone in zona mediana, lo lascia a Samache che apre a sinistra, l'inserimento di Rodulo puntuale in area di rigore, il piattone finisce di un soffio al lato, grande occasione per la Nissa. Minuto 11, il Pompei risponde ancora con De Luca che penetra in area di rigore, va alla conclusione, stavolta presa facile e bassa di Elezai. Minuto 15, punizione di Bollino tra le braccia di Rizzuto al 21esimo, però su calcio di punizione si sblocca il match. Dall'altra parte infatti è l'ex Messina e Catania, Pepperizzo, che buca così la porta biancoscudata da distanza abbastanza proibitiva, riesce a trovare la traiettoria giusta per battere Elezai. 0-1 del Pompei. Si è sbloccato il risultato al Tomaselli al 28esimo, la Nissa cerca la reazione con Rodulo che penetra in area di rigore, il destro a giro sorvola la traversa. 31esimo, tentativo da parte di Bollino che riceve il pallone nei pressi dell'area di rigore, va col mancino, viene controllato in 2 tempi da Rizzuto. Minuto 40, ultima chance della frazione, sempre la Nissa che spinge, Maltese dalla destra prova ad accentrarsi, mette il pallone in mezzo, non ci può però arrivare nessuno. Finisce così il primo tempo al Tomaselli, tanta Nissa ma fin qui il Pompei a farsi preferire grazie al gol di Peppe
Perizzo al 21esimo, inizia la ripresa ed è subito la Nissa a spingere con la sventagliata in zona rodulo, il filtrante per Lozza che la mette in mezzo, c'è Samake che non riesce a mettere la zampata giusta per il gol dell'1-1, palla tra le braccia del portiere, 58esimo, e Bollino che la fa girare in zona Lozza, ancora a sinistra, bravo a ricevere, a controllare, a superare l'avversario, cerca la potenza e per poco non trova anche un bel gol. Minuto 60 escono Lozza e Pagano dentro, Zarrillo e Semenzin. Minuto 62 la Nissa comincia a collezionare occasioni su occasioni, proprio il neoentrato Semenzin a destra supera il diretto avversario, riesce a resistere anche alla marcatura, passa e la mette in mezzo, Samake prova a girare, viene chiuso l'attaccante. Minuto 69 sventagliata ancora per Rodulo, al bacio l'apertura per l'ex Licata, 1 contro 1 con l'avversario, Rodulo riesce a sterzare, entrare in area, a cercare la conclusione che in qualche modo Rizzuto va a deviare in calcio d'angolo. Minuto 70 ancora e sempre solo Nissa che adesso meriterebbe anche il gol del pareggio, e Rizzuto però che riesce a disinnescare sulla ribattuta, va a calciare ancora Semenzin ma l'ex Agragas la mette alta. Minuto 71 cerca Samake di rendersi protagonista di questo match, riceve il pallone 40 metri distante dalla porta, si allarga sulla destra, va al diagonale, sfera che però non becca lo specchio. Siamo al minuto 72, tocca a Diaz per Bollino, più centimetri nell'area di rigore per la Nissa. 74esimo, conclusione di Agnello, viene deviata in calcio d'angolo. Minuto 75, si rivede in zona offensiva il Pompei col neoentrato Bonavita e Elezai la alza in calcio d'angolo. 78esimo, bella giocata a sinistra e pallone ancora in mezzo per Bonavita, si sta rendendo pericoloso, va a calciare però raso terra favorendo la parata di Elezai. Arriviamo fino all'80esimo, arriva il buco difensivo che non ti aspetti dopo tante occasioni sprecate, la Nissa va a capitolare, qui riesce Di Piazza a inserirsi tra le maglie avversarie e a bucare per la seconda volta in questa partita Elezai e 0-2 del Pompei, un macigno per la Nissa a 10 minuti dalla fine, gara praticamente compromessa per la formazione di Mister Terranova. Minuto 81, cerca di scuotersi dalla panchina la compagine locale, entra Tumminelli fuori barriera. All'84esimo c'è spazio per Lovizzo al posto di Mannino, non c'è però più tempo al Marco Tomaselli di Caltanissetta, è sconfitta per la Nissa, fa festa a Pompei che vince 0-2. E dunque un'invenzione di Peppe Rizzo e un'ingenuità difensiva condannano la Nissa, a mio parere, almeno a giudicare da quello che si è visto dagli highlights prodotti dalla Wii Sport, un risultato troppo severo per la squadra di Nicolò Terranova, che però continua a fare fatica. Alberto, sembra quasi banale farti la domanda, o rischia di essere banale la risposta, ma ti chiedo se ti aspettavi questa partenza un po' a rallentatore dei biancoscudati. Ma sai, il cambio di categoria è uno scotto che si paga. Comunque potremmo fare un discorso analogo per l'Enna, sono lì mi sembra appaiate comunque con Sì. lo stesso numero di punti. E per quanto si è fatto bene con campionati trionfali la scorsa stagione, la Serie D è un altro mondo, quindi probabilmente a dispetto delle ambizioni iniziali di essere già una squadra che si potesse piazzare in posizioni di vertice, questo io ora vedendo anche i gol, diciamo prendi il primo gol su un'invenzione di un giocatore, insomma, che non lo scopriamo oggi, e il secondo perché un altro vecchio lupo come Di Piazza ti dà una spallata e ti ruba palla e va in porta. Quindi la categoria è anche questo, cioè incontri giocatori che per furbizia e per curriculum e quindi per piede, per banalizzarla all'estremo, ti fanno raccogliere 0 punti in casa in una partita che, come giustamente sottolineato tu, poteva anche magari nel campionato precedente avresti poi condotto alla vittoria. Ecco. Quindi spero insomma che si possano assestare. Secondo me dovrebbero un pochettino parlarsi di più fra le mura dello spogliatoio con meno esternazioni, perché questi sono poi comportamenti che più ti avvicini al professionismo più rischi di pagare, insomma. Quindi e loro hanno comunque questo presidente e lodato lui per la piazza, molto vulcanico. Probabilmente se vogliono fare quel salto di qualità la società dovrebbe cominciare ad avere una gestione che tenda di più al professionismo. E questa è sicuramente una chiave di lettura corretta. Piccolo passaggio un pochettino in coda, anche squadre un pochettino più vicine a te, c'è il Sant'Agata del nuovo corso
che non riesce a decollare. Tu hai menzionato anche Lenna di mister Peppe Pagana, altra squadra che inizialmente sembrava un po' ermetica in quanto subiva veramente pochissimo, però anche lì un po' di fatica, la classica fatica della neopromossa. E poi c'è la Cirreale, che è un po' una squadra un po' enigmatica, consentimi Alberto. Si parla già di panchina di mister Epifani a rischio, però la sensazione è che sia altro a mancare per una piazza storica del calcio siciliano. Negli ultimi anni ci abitua a questi ribaltamenti societari. Sicuramente la squadra sta pagando questa scissione presidenziale, non so come definirla, cioè questo duopolio di presidenti che alla vigilia, credo che mancassero una ventina di partite all'inizio del campionato, e per cui la squadra sta pagando. Anche noi parlavamo prima del duo di direttore-allenatore, oggi in forza alla Vibonese, e comunque anche lì sono dovuti ricorrere gli ultimi giorni di mercato a un direttore che comunque è importante, capace, giovane, insomma alla Cireale non è quello che manca, ma probabilmente la stagione è stata preparata con delle tempistiche ridotte. Poi c'è anche la questione ambientale, perché ero 2 o 3 settimane fa da Cireale e non so se insomma l'avete sottolineato, i tifosi non entrano allo stadio, e quindi un'altra che può essere l'arma in più della Cireale, soprattutto nelle partite in casa, viene così a depotenziarsi, e quindi è una situazione che rischia sì di deteriorare se non prendono dei provvedimenti in tempi rapidi. Assolutamente sì. Allora Alberto, noi chiudiamo il capitolo dedicato alla Serie D, però adesso mi tiro un po' su, perdonatemi. Adesso voglio parlare con te di quello che è ormai una realtà sempre più consolidata, sempre più riconosciuta come la Sicilia FA. È iniziato, correggimi se sbaglio, il quarto anno di questa splendida realtà di cui ci freggiamo, e qui colgo l'occasione anche per ringraziarti pubblicamente per la fiducia a noi rivolta. Ci freggiamo di essere co-media partner della nazionale siciliana insieme alla Wisport. Alberto, a te la parola, anche perché sicuramente lo hai già fatto anche in altri lidi, in altre realtà editoriali. Sicuramente c'è tanto di cui parlare, anche qualcosa che magari bolle in pentola per questo quarto anno. Allora, intanto ti ringrazio e ti restituisco i ringraziamenti. Sì, diciamo che il quarto anno di stagione sportiva, chiamiamola così, noi abbiamo la possibilità di giocare a campionati fermi, ma è il sesto anno di attività, perché i primi 2 sono stati assolutamente preparatori. Siamo soddisfatti soprattutto del riconoscimento di cui tu parlavi, cioè noi abbiamo iniziato con le giustissime insomma, dubbi, incertezze dell'ambiente calcistico che ci circonda, perché era una realtà che alle nostre latitudini ancora non si conosceva. Da altre parti le nazionali non FIFA sono del tutto sdoganate. Io ricordo solo un Paesi Baschi Uruguay di qualche mese fa con lo stadio di Bilbao è da tutto esaurito, per cui da noi ancora non si conosceva, e l'essere, diciamo, l'aver acquisito questa reputazione che speriamo di meritare ogni giorno in soli 3 anni di attività, appunto ci gratifica molto. Il difficile viene ora, perché diciamo, archiviati questi primi 3 eventi, la prima trasferta quest'anno con la Corsica Cup, ora il salto di livello è finalmente competere con una nazionale UEFA, preferibilmente FIFA. È un percorso non semplice su cui stiamo lavorando molto in questi mesi, perché innanzitutto è una realtà che non può più essere gestita solo grazie alla buona volontà di tantissimi validissimi professionisti. La presenza di Wisport e di Sport City lo conferma, ma su tutti i campi noi possiamo vantare quest'opera meritoria. Però adesso, anche per il ruolo che abbiamo assunto, quindi di rappresentare la Sicilia, è indispensabile che anche le istituzioni regionali scendano in campo e
garantiscano comunque una copertura minima base all'attività che siamo chiamati a fare. Anche perché giocare contro la nazionale FIFA, preferibilmente volendolo ospitare in Sicilia, significa costi diversi. Siamo sottoposti a un regolamento internazionale che ci impone una quaterna arbitrale FIFA, solo per dirne una, degli adempimenti molto complicati, agenti FIFA, cioè entriamo in un mondo completamente nuovo. Siamo in trattativa con degli organizzatori, quindi sempre degli agenti FIFA, che gestiscono dei trofei importanti fuori, diciamo in Francia soprattutto, per poter capire con quale nazionale maggiore o under 23 stiamo un po' capendo quale tipo di percorso possiamo fare, parallelamente appunto a questo tentativo di dialoghi istituzionali che per fortuna fino a questo momento hanno riscontrato un buon dialogo con gli assessori dei rami competenti, e speriamo entro un paio di mesi di poter definire tutto e di darvi notizia di quale sarà la progettualità 2025. E noi naturalmente come sportisti siamo pronti a ricevere e a nostra volta diffondere le notizie. Facciamo in attesa di quelli che saranno i passi in avanti. Intanto ringrazio e saluto Francesco Manzella, che ci fa i complimenti per la trasmissione, sempre attento e vigile il buon Francesco direttamente da Enna. Facciamo un salto indietro, dopo in attesa di poter parlare di quelli che sono i passi in avanti, perché la scorsa estate è stata l'estate della prima volta in cui la Sicilia FA si è, diciamo così, autoesportata al di fuori dei confini locali siciliani, perché la prima trasferta storica ufficiale della Sicilia FA affidata da Giovanni Marchese per la Corsica Cup. E a questo punto domanda banale, emozioni, sensazioni, intanto nel portare e nel salire su quell'aereo da Catania e poi nel salire su quel traghetto per la Corsica, e soprattutto le emozioni e le sensazioni nel sentire l'inno della Sicilia in uno stadio fuori dai confini regionali e nazionali anche. Sì, e soprattutto constatare come all'estero ci considerano un qualcosa di importante. Cioè noi andiamo in Corsica dove la loro nazionale, la Corsica, è quella che fa riempire gli stadi. Hanno giocato la seconda partita ad Ajaccio con 6.000 persone a vedere la partita. E il vedere che comunque chi non ci conosce ha apprezzato sia il nostro apparato organizzativo, perché diciamo che in tutto quello che facciamo cerchiamo di dare una struttura professionale. Questo è quello che probabilmente ci dà anche la fiducia da parte dei giocatori, da parte delle società, che le ringraziamo sempre che ce le mandano. Quindi stare in un territorio che è abituato a riconoscere la loro nazionale, che conta giocatori di Serie A e B francese, cioè per loro è normalità, apprezzare quello che è stata la nostra delegazione, sia da un punto di vista appunto organizzativo che tecnico, è stata una grossissima soddisfazione. Cioè negli spalti 4-5 operatori sono venuti a cercarmi per chiedere notizie dei vari, ora faccio dei nomi, Musso, Vitale, Giunta, Bonanno stesso, insomma, che sta facendo benissimo a Licata, ne dimentico qualcuno. Quindi anche assolvere a un compito di promozione a quello che è il nostro calcio per dei giocatori importantissimi, secondo me, al di là delle categorie che frequentano. Io prima di entrare in trasmissione vedevo che solo nel girone che stiamo commentando abbiamo 17 calciatori che hanno presenziato in uno dei nostri eventi, insomma. Quindi dicevo, poter esportare anche il livello del nostro calcio, che altrimenti ai noi rimane un pochettino confinato a una dimensione regionale, è una soddisfazione, la consapevolezza di star facendo qualcosa di buono. Aggiungo, e poi ti ripasso la parola, che al di là del sentire l'inno, di trovarsi in questi, diciamo, territori, in questi stadi anche prestigiosi, quello che ci dà più carica è
l'opinione dei calciatori stessi che stanno con noi, che comunque, a dispetto di un viaggio molto complicato che abbiamo fatto in Corsica, tu ne sei sfuggito, saresti dovuto essere fra di noi, ma avrai sentito le cronache della difficoltà logistica del viaggio, però l'affezione che i nostri calciatori hanno assunto in quei pochi giorni e la voglia di tornare di quelli che sono già con noi dal primo anno è quello che probabilmente ci dà la conferma del fatto che che la direzione è giusta. Assolutamente sì, tra l'altro anche dalle interviste, dal lungo ciclo di interviste che abbiamo realizzato attraverso il nostro sito, attraverso il sito della Wisport e il sito di Calcio Time, è emersa proprio da parte di tutti i 23 componenti della rosa che è partita per la Corsica, proprio la voglia, che non è una voglia di facciata, proprio si capiva, si intuiva anche da come parlavano, dal loro tono di voce di questi ragazzi, sia quelli che hanno militato, che militano in categorie un pochettino più altisonanti, sia quelli che magari fanno ancora la cosiddetta gavetta, la voglia di tornare a indossare la maglia rossa e gialla della Sicilia FA. Siamo in chiusura per quel che riguarda la prima parte di Localcio. Io ringrazio tantissimo Alberto Lepiscopo per essere stato con noi. Grazie Alberto. Grazie a voi e complimenti di nuovo, in bocca al lupo per il proseguo. Viva il lupo Alberto, naturalmente chi non lo fa ancora lo invito in maniera così, lo caldeggio a seguire la Sicilia FA perché comunque è una realtà che rappresenta al meglio, rappresenta la faccia bella del calcio, dello sport e della Sicilia, della sicilianità anche al di fuori dei nostri confini. Noi ci fermiamo per i consueti 2 minuti, giusto per acclimatarci un po' per vivere al meglio la seconda parte di Localcio. C'è Salvorifici che scalpita, c'è Gigi Prestigiacomo che non vedo l'ora di prendere questa poltrona qui dove sono seduto in questo momento io, quindi un paio di minuti di break, naturalmente resteremo online per settare lo scenario per la seconda parte di Localcio, restate con noi. Eccoci qua, benvenuti, buonasera, buonasera, Lo Calcio, sì, in collaborazione con Sportisi, abbiamo appena seguito l'edizione Serie D con il buon Cammuca, con Alberto Lepiscopo del Sicily, come si chiama? Sicilia FA, Sicilia FA, quindi non CFA come il centro sportivo del Parema, ma Sicilia FA.
Adesso invece ci proiettiamo verso quelle che sono le categorie più nostrane, più locali, ovvero eccellenza e promozione nello specifico, contrariamente a quello che è stato il nostro programma delle settimane precedenti. Non avremo un ospite che fa in questo momento l'eccellenza, l'ha fatta per tanti anni e sono sicuro che la farà negli anni a seguire facendo i dovuti scongiuri. Quest'anno è in testa al girone A di promozione con il suo Regina Mundi, il direttore sportivo Gigi Prestigiaco. Ciao Gigi. Francesco, diciamo che l'idea di invitare Gigi è sempre una cosa che decidiamo noi, ma tu hai detto perché non invitiamo a Gigi quest'anno, anche perché tu con Gigi hai un rapporto particolare, in quanto avete avuto modo di essere collaboratori, insomma tu hai collaborato con il suo Misil, se non ricordo male, qualche anno fa. Direi di lasciare a te la prima domanda, diciamo la curiosità che volevi porre a Gigi, se è sulla promozione o sull'eccellenza, perché insomma con Gigi si può parlare veramente di tutto. Assolutamente sì, così, a bruciapelo. Per quanto riguarda, partiamo dall'eccellenza, visto che andiamo in ordine proprio gerarchico, te la chiedo così. Secondo te, per quello che ne sai, anche per quello che ipotizzi, cosa succede a Gela? Cosa succede a Gela? Bisognerebbe vivere le situazioni per poter dare un giudizio. Così detto da spettatore, secondo me hanno messo dentro troppi nomi, una squadra che è stata costruita con un'impronta, magari col mister pensa bene, lui preferisce il 3-5-2, hanno cambiato, il nuovo allenatore sempre giocato 4-3-3 e magari ci sono delle dinamiche che ancora non si sono messe a posto, però per dare un giudizio definitivo la situazione bisogna viverla. Certo, è strano che una squadra con quei nomi faccia così tanta fatica, è stata pure eliminata in Coppa Italia, però le squadre non si fanno solo con i nomi. Sono d'accordo con Gigi, io chiederei a Salvuccio, che è in regia come al solito, di aiutarci con la grafica della classifica del girone A di eccellenza, perché noi tutti, addetti ai lavori e non, eh, parlavamo di un, diciamo, duello tra Gela e Athletic Palermo, perché eravamo convinti che non ci fosse nessun dubbio sul fatto che probabilmente il Gela era la squadra da battere, con l'Athletic Palermo che pian piano, poi è chiaro che quando ti arriva anche Mazzotti di Claudio accorci le distanze, ma diciamo, io leggo qui la classifica che adesso è in video: 13 punti Athletic Palermo, 9 punti Gela. Dice ok, siamo ancora all'inizio, 5 giornate, però dico, se in 5 giornate riesci già a fare un gap di 4 punti, che sul campo sono anche di più, perché il Gela ha vinto la partita a tavolino, sarebbe diciamo virtualmente 7 punti, quindi insomma sono 6 punti che in 4 giornate una squadra diciamo, ti ruba, quando invece probabilmente non doveva essere così secondo i piani sia del Gela che di tutta l'eccellenza. E io mi vedo il San Giorgio Piana, ottima squadra, al secondo posto, e poi il solito Castellammare a 10. Quindi sempre per continuare su questo argomento, ti volevo chiedere un'opinione sia sull'Athletic Palermo, che diciamo in 5 partite ha fatto quello che doveva fare, ovvero 4 vittorie e un pareggio, ma non perché è chiaro e scontato, perché non c'è niente di scontato in questa categoria, ma comunque si è rispettato i pronostici. E poi ti voglio chiedere, questo San Giorgio Piana, che ha vinto 2-0 contro il Gela, che ci fa lì? Nel senso, è una squadra che è diciamo, destinata a rimanere lì a lungo, o comunque sia pensi che poi alla fine diciamo, gli equilibri vengano, diciamo, a galla? Allora, partendo dall'Athletic, devo dire che è una squadra, intanto sono partiti dall'inizio, hanno fatto un'ottima scelta, un grande conoscitore della categoria come Filippo Raciti, e quindi loro sono partiti sotto questo punto di vista, hanno questo vantaggio rispetto al Gela, non perché non siano partiti o perché la società non è forte, assolutamente, però cambiare poi in corsa ti determina e ti va a rompere degli equilibri anche come organico, e quindi già la differenza tra queste due squadre, soprattutto nella parte iniziale, si evidenzia secondo me in questa prerogativa.
Siamo solo alla quinta giornata, ancora è presto per tirare le somme. Il campionato di eccellenza è lunghissimo, è tosto, però già sta dando delle indicazioni. Per quanto riguarda il Piana, avendo spesso parlato con Filippo Chinnici, lui è contento di questo gruppo, ha una squadra veramente ben fatta e io la considero una squadra che finirà tra le prime posizioni, non è un'avvisaglia così di inizio campionato. Intanto è una squadra molto 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 compatta, tant'è vero che è l'unica squadra a non aver subito ancora gol. Allenata bene, sulle ali dell'entusiasmo, con una grande società. Là davanti c'ha due giocatori che la palla la mettono sempre dentro, come Torres e Maltese, e quindi è una squadra che darà filo da torcere a quelle che dovrebbero essere, ripeto, le regine di questo campionato. Su Castellammare cosa vuoi dire? Ogni anno lavorano in maniera sempre egregia, ha un gruppo di giovani veramente importanti, e poi ci sono 6, 7 undicesimi che vanno ad allenarsi, vanno a giocare come se fossero sempre insieme, come una famiglia, perché è da 5-6 anni che sono insieme, e quindi oltre alla qualità c'è questo gruppo che è molto solido e affiatato, ecco. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo, soprattutto sul Castellammare che, vivendolo, sentendo spesso l'avvocato Castronova, è letteralmente una famiglia itinerante, perché da Palermo vanno a Castellammare, finisce la partita, vanno a mangiare, vanno a bere insieme, come il calcio del resto, il calcio dilettantistico dovrebbe essere, l'anima un po' retro del calcio dilettantistico. Tu hai parlato dell'Athletic, allora andiamo a vedere cosa è successo ieri a Terrasini, il Marsala che ha dato filo da torcere, però quando non ci riesci dominando la partita a vincerla, ci sono gli episodi, ci sono gli individui, ci sono i singoli, e quindi Toto Di Gaudio, come a San Vito, toglie le castagne al fuoco, rigore questa volta da 3 punti. Allora andiamo a vedere, con l'ausilio dell'ufficio stampa dell'Athletic Club Palermo, le immagini di Athletic Club Palermo Marsala. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia Eccellenza ai danni del San Giorgio Piana, l'Athletic Club Palermo è chiamato a rituffarsi in campionato dopo il pareggio in quel di San Vitolo Capo. La formazione di Filippo Raciti passa in vantaggio con la specialità della casa, la soluzione da palla inattiva, ed è Prezzabile con il colpo di testa a depositare in rete il gol dell'1-0 alla prima vera grande occasione. Dopo il vantaggio, Athletic che trova più spazi nella difesa del Marsala, qui Prezzabile scodella il pallone per Di Gaudio, cerca un compagno in area di rigore, deviazione, e poi arriva Prezzabile destro verso la porta, Furnari devia il pallone che finirà in corner. Sulla battuta del successivo calcio d'angolo, ribaltamento di fronte dell'attaccante del Marsala Mangiaracina, che con il destro in diagonale impegna i guantoni di Romano. Corner per i marsalesi. Al tramonto del primo tempo il Marsala trova l'episodio per pareggiare la contesa. Mangiaracina anticipa Raimondi, si gira, poi Raimondi lo strattona, direttore di gara che non ha dubbi e concede il penalty agli ospiti. Dal dischetto si presenta lo stesso Mangiaracina che con il suo destro spiazza Romano e trova il gol del pari. Secondo tempo che si apre con l'espulsione di Meo per il Marsala Athletic Club Palermo, che dunque cerca il vantaggio, trova l'episodio con Mazzotta, colpo di tacco, e Angileri colpisce con la mano il pallone. Direttore di gara anche qui sicuro, assegna il calcio di rigore, si presenta Antonio Di Gaudio dal dischetto, la piazza sul 7 dove non può nulla Furnari, gol del sorpasso, 2-1. Secondo gol in campionato per il numero 11 nero-rosa. Athletic Club Palermo che a questo punto cerca il gol del +2 per mantenere distanze di sicurezza. Qui il pallone viene scodellato in area di rigore, ancora Prezzabile di testa e poi Mazzotta sotto porta colpisce il palo. Nel finale di gara viene ristabilita la parità numerica con l'espulsione di Roberto Crivello, ma ciò non cambia l'esito del match. L'Athletic Club Palermo si impone per
Le grandi squadre sono quelle che riescono a vincere anche quando non fornisci quella che è la prestazione migliore della domenica. Ne parlavamo con Giampiero settimana scorsa, quando hanno giocato male a San Vito e hanno comunque sia pareggiato, comunque si sono usciti imbattuti. È successo ieri, dove sicuramente avranno giocato una partita molto migliore rispetto a quella di una settimana fa, ma quando poi esci con 3 punti in un modo o in un altro, è questo quello che fa la differenza tra le grandi squadre e quelle, diciamo, normali, se così possiamo definire. Quindi siamo contenti che l'Athletic Palermo continui la sua corsa da palermitana in testa a questa classifica. Gigi, diciamo, abbiamo visto che alla fine, quando tu non riesci in qualche modo a passare in vantaggio, diciamo, a vincere la tua partita, sono gli episodi quelli che fanno la differenza. Ma questo succede sempre in tutte le categorie. È successo a voi, sarà successo, succederà a voi, è successo perché siete la squadra, diciamo, l'Athletic Palermo della promozione, se così possiamo dire. È successo ieri all'Athletic, così come tante altre cose. Quanto fa la differenza in questo momento gente come Crivello, come Mazzotta, come Di Gaudio, gente che ti trasforma un calcio di punizione, un calcio di rigore, ti mette in mezzo la palla perfetta da calcio d'angolo, da calcio di punizione e ti risolve queste partite? Ma è tanto, fa tanto, ma soprattutto fa tanto nella testa. Gente abituata a certi livelli, quando hanno l'umiltà, e questo è un grande pregio per loro, di calarsi nelle nostre categorie, di testa sono abituati ad altri palcoscenici e quindi sono forti, che se li vedi giocare giocano con una serenità e una tranquillità, come se da un momento all'altro sono convinti che devono sbloccare la partita. E questa è la prerogativa dei grandi, perché calarsi, chi è abituato a fare il professionista, anche se all'Atletico si fa il professionista, però calarsi nella mentalità sempre dell'eccellenza, solo chi ha umiltà e grande passione, grande voglia sempre di emergere, e soprattutto umiltà, come ti dicevo poc'anzi, può farti fare veramente la differenza. Sì, sono d'accordo, infatti ne parlavamo pure con Giampiero, sono ragazzi che hanno subito capito cos'era l'eccellenza, gente che l'anno scorso giocava in Serie C e che ha giocato anche in Serie B. Un caro saluto a tutti voi, soprattutto al maestro Gigi Prestigiacomo, Dario Arena, ti saluta a proposito di fatti misilmeri. Giuseppe Di Francesco dice campionato livellato, e siamo d'accordo, mentre Dario Pistoia fa una bella domanda che leggo e pongo a tutti e tre. Buonasera, vorrei chiedere ad ognuno di voi chi è il giocatore più forte del campionato. Un solo nome, quindi non possiamo dire questo o quell'altro. Quindi comincio da te, Gigi. Eccellenza. Un nome. L'argentino, il play dell'Athletic Club. Valencia. Valencia, sì. Strepitoso. Allora, io partendo tutti da zero, senza farmi condizionare alla classifica, ti dico Totò Cocimano. Ok. E invece dico Mazzotta, perché l'ho visto proprio... Tu giochi facile. No, per me è troppo... L'alternativa a Cocimano, dico, sarebbe stata o Valenca, come ha detto giustamente il direttore, o Spinola, l'attaccante. Spinola sì, io Valenca l'ho visto contro il Casteldaccia, sempre in video. Impressionante. Sì. A proposito di tranquillità, di umiltà, di serenità. Noi abbiamo fatto un amichevole con loro precampionato. Padronanza, personalità, umiltà, predisposizione all'aiuto al compagno, qualità, quantità, devastante per me. Qualità, quantità, predisposizione al compagno, cosa che elementi che hanno anche i ragazzi del Piana. Come poco fa dicevamo, salutiamo a Filippo Chinici che ci segue. Piana perché con qualità, con umiltà e con molta determinazione ieri hanno vinto 2-0 contro il Gela, e quindi siccome abbiamo le immagini grazie a Sportisili di Piana Gela 2-0, doppietta di Totò Maltese, quindi vediamoci questi due bei gol del Piana con Filippo Chinnici che ho visto dalle immagini un pochettino in difficoltà nell'esultanza. Osservate le immagini, infatti io ho mandato un messaggio, forse era, diciamo, qualche problema fisico, zoppo, insomma. Vedetelo che è simpatico. Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, benvenuti dall'impianto sportivo Licauli di Piana Albanesi. Oggi quinta giornata del campionato di eccellenza Girone A, San Giorgio Piana contro Gela. Vince anche Scalisi.
prima Scalise a cercare la corsa di Maltese, può andare lui, ancora Maltese fermato, ma il pallone rimane lì, la schiaccia troppo a terra il numero 10 del San Giorgio Piano, ovvero Torres. Raimondo per sistemare una cosa va proprio Chinnici. Bella la parabola di Giorgio Chinnici di Savasta che aspetta e poi potrebbe imbeccare lì a destra la corsa di Coccimano. Attenzione a lui, Coccimano a centimetri dal gol del vantaggio. Qui il Gela stoppa il pallone, Cantus prova addirittura il sinistro verso la porta di Valenti, fuori misura, una di quelle che può valere tanto già. Attenzione nel frattempo al San Giorgio con Torres, pallone al centro, la parata clamorosa di Valenti che rimane in piedi fino all'ultimo, è bloccata del 16, pallone a cercare Maltese, anzi Torres che va al tiro deviato, Valenti in calcio d'angolo un'altra volta, palla qui il Piana, attenzione la corsa di Maltese dove c'è Azimati, tocco di prima intenzione per Azimati che può controllare, entra in aria, cross al centro, Valenti non perfetto, attenzione poi a Torres davanti alla porta, si sbaglia quello che poteva essere il primo gol casalingo, chiare occasioni, qualche tiro pericoloso, tiro contro uno, attenzione che passa dove c'è proprio Miliziano e poi il tapin vincente l'ha segnato proprio lui, proprio Torres, non vado errato, stacco perfetto, Maltese, è stato Maltese, Miliziano ci ha creduto sul secondo palo, scivolato un'altra volta buona Maison, attenzione poi non arriva al centro dell'Enrico e il tiro provato da Savazza, andare quindi buona Maison che apre perfettamente e solo Torres guarda la porta, ancora Torres, la giocata, sempre lui il tiro, fermato, stoppato lì da Valenti, attenzione ancora il numero 2, torna sul sinistro, poi adesso la passa Scalisi, a un tocco il Piana, il tiro poi di Miliziano, fermato, la parata di Valenti, ma viene anticipato Torres da Tosto che però poi perde palla. Poi attenzione al tiro qua, Valenti, grande parata, tiro di buona Maison, poi qua Torres addirittura può andare Maltese e c'è il 2-0, ha segnato la doppietta Maltese a caso, arriva questo pallone favorevole per San Giorgio, ci ha creduto Torres, ci ha creduto Maltese ed è 2-0. Pallone al centro, esce dai blocchi un'altra volta, qui Tosto, bravissimo qua, Cintura che può andare, non c'è fallo, autostrada per Cintura che può insistere, va al tiro in porta, si prende l'applauso della panchina dopo i richiami, i rimproveri di mister Chinnici, marcature più a zona quelle del San Giorgio, esce un'altra volta, sta di casa e adesso si libera l'urlo di Piana degli Albanesi, il San Giorgio vince per la prima volta in campionato, in casa, si sblocca oggi grazie alla doppietta del bomber Maltese, una prova importante, più che sufficiente, di tutti gli 11. Un Filippo Chinnici tutt'altro che carico, oserei dire, proprio una persona tranquilla e nel pieno possesso delle sue facoltà, ovviamente lo salutiamo, chiunque avrebbe esultato così al posto suo, anche perché lo diceva lui dopo la partita di domenica scorsa, adesso non ricordo l'avversario, era una settimana pesante perché Athletic in Coppa, Gela in campionato, molte squadre rischiavano di soccombere, invece lui, nonostante la sconfitta di Coppa, tra l'altro pesante perché era un 3-1, era 3-0 perché c'è stato il gol nel finale, hanno rialzato la testa e hanno fatto, soprattutto nel secondo tempo, una grande partita. Contento per Filippo perché merita, è un martello pneumatico, costruita stiamo a Marco, ovviamente la società è una gran bella squadra,
completa, hanno grande voglia ed è giusto che dopo una settimana così intensa, perché giocare durante la settimana non prepari mai al meglio le partite, perché lavori sempre a ritmo un po' più blando di come deve la settimana tipo, e quindi tra l'altro aveva pure qualche infortunato, speriamo che non si sia fatto niente di grave, perché si è fatto male domenica Ciccio a fine primo tempo, Ciccio Corso, Il centrale quello Cledi, e infatti, insomma. quindi una grande vittoria ed è giusto esultare e gioire quando il calcio ti regala queste emozioni. C'è un bel messaggio da parte di Mauro Gagliano. Eccomi, buonasera a tutti, belli e brutti. L'unica trasmissione che parla di calcio dilettantistico con competenza e professionalità. Forza lo calcio, e quindi ringraziamo il nostro tifoso numero uno Mauro Gagliano, che incontrerà a proposito Gigi Prestigiacomo in Coppa tra pochi giorni, perché è il segretario o team manager dello Sport Palermo, quindi ex Casteldaccia. A proposito di Gigi Prestigiacomo, mi raccomando, direttore, lunedì prossimo ti aspettano a pressing, non te ne perdi una. Chissà chi è? Giovanni Vitale, dico. Questo è il grande Giovanni. Nota dolente, perché dolente per Gigi da un punto di vista familiare e per, diciamo, Pensavo un'altra no. nota, quella poi la... No, questa, perché comunque sia, è ormai più passano le giornate e più, diciamo, triste si fa la situazione, è inutile dirlo e negarlo. Parliamo del Casteldaccia, che in questo momento è ultima in classifica, l'unica squadra a 0 punti, e quindi senza una vittoria. Ieri ha perso 4-0 a Misilmeri. Tutte e due, cioè io e Francesco l'abbiamo vista, Francesco l'ha commentata, io l'ho seguita quantomeno parzialmente, tu sicuramente l'avrai vissuta a casa, più che altro dai racconti di Vincenzo. Quello che voglio dire io è, io poi ho messaggiato con Francesco a fine primo tempo e anche con qualcuno del Misilmeri che effettivamente mi ha dato anche ragione, perché uno diciamo, vede il fine del primo tempo 4-0 per il Misilmeri, dice vabbè non ci stata partita, 4-0. E invece no, perché l'ho vista io e Francesco è testimone oculare. Per 40 minuti, 38 minuti, il Casteldaccia, se invece di stare sotto 1-0, vinceva, non c'è niente da dire, perché sullo 0-0 il Casteldaccia ha avuto delle ghiotte occasioni per passare in vantaggio e non c'è riuscita. Diciamo, ha subito il gol dell'1-0 su un rigore chiaramente nato da un errore difensivo, è inutile dirlo. Sull'1-0 ci sono state almeno due occasioni con Graziano, un tiro da fuori area, un colpo di testa mancato da un punto di vista proprio millimetrico, quindi ha avuto l'opportunità poi di segnare, quindi ha creato 3-4 occasioni gol nitide. Ferniglia, che la scorsa settimana prendevamo in giro perché non segnava dei pulcini, e ha fatto 3 gol in 2 settimane, in una settimana, e quindi complimenti a Stefano, che è un grande amico di Localcio, un grande giocatore. Fa il gol, diciamo, della domenica con un tiro da fuori all'incrocio dei pali, e lì Francesco si è spento l'interruttore del Casteldaccia al 40° del primo tempo, perché magari i ragazzi ne so, pensavano di andare diciamo, o in vantaggio, quantomeno di pareggiarli, invece è finita lì 2-0, poi contatore off, 3, 4-0 e poi è finita la partita. Sì, diciamo che l'emblema sono stati proprio quei 5-6 minuti di quei due episodi che hai detto tu. Il gol divorato da Giacomo Graziano, che in precedenza stava per segnare un Eurogol, un tiro da 30 metri Alla che, Cernia, diciamo. esatto, che Di Salvo ha tolto da sotto l'incrocio. Tra l'altro menzione d'onore per Di Salvo, terza consecutiva da titolare in campionato, terzo clean sheet in campionato, tra l'altro giocando contro Gela Con miracoli, tra l'altro. e via discutendo. Ieri ha fatto i miracoli. E poi il 2-0 di Stefano Cerniglia, un missile sotto l'incrocio. Lì proprio è la misura da un canto di quando la stagione ti gira male, d'altro canto del fatto che comunque sono veramente quelle sliding doors, no? Quei momenti, quei crocevia. Se anziché andare sotto da 0 2 minuti prima segni il gol a 2 metri dalla porta di testa, stai 1-1, la partita è un'altra partita. Gigi.
Ma a parte l'aspetto familiare, perché la domenica fa da contraltare, magari un po' di serenità, visto i nostri risultati positivi, e poi a tavola con la tristezza di mio figlio per la partita andata male. Si parla di politica. Si parla, si evita di parlare di calcio, di confrontarsi sul calcio. È un momentaccio per il Casteldaccia. Quello che penso, allora, a parte le 5 partite di campionato, loro hanno fatto anche 2 di Coppa, tra cui soprattutto la partita di ritorno non meritavano assolutissimamente di perdere contro l'Athletic, però le hanno perse tutte e 2. La prima giornata di campionato incontrano il Gela, grandissima prestazione dove meritavano assolutamente di vincere, comunque finisce la partita da 0-0, perdono la partita a tavolino. Secondo me hanno toppato in maniera clamorosa la partita interna col Partinico Audace, dove per voglia magari di vincere hanno beccato il gol in una ripartenza clamorosa sul 3-2, perché Con un uomo in più, tra l'altro. con un uomo in più, e infatti, e quindi sotto l'aspetto emotivo è difficilissimo dopo 5, 2 di Coppa, 7 sconfitte, lavorare durante la settimana. Comunque hanno fatto un'ottima mezz'ora contro il Misilmeri, dove meritavano sicuramente di andare in vantaggio. Tra il rigore che hanno regalato, perché una palla in uscita, un disimpegno sbagliato, hanno dato la palla all'attaccante, che hanno fatto fallo, e quindi tra il rigore e il secondo gol li ha distrutti sicuramente sotto l'aspetto mentale. Quindi è difficile, però hanno alle spalle una grandissima società, devono ricompattarsi, perché per me non meritano, e chissà se poi non arriverà questa scossa, perché c'è qualcosa nell'aria. No, ti volevo dire un punto questo, non so se è la stessa cosa. Intanto qua Giuseppe Di Francesco dice: volevo sapere che ne pensate di Romano, del Misilmeri lo vedo di categoria superiore, premettendo che è un under. Vabbè, un under forse non lo è più. Sì, no, ancora under, Ancora- ultimo anno. Ok, bravissimo Romano, a me piace tantissimo. Poi ne parlerà. Tra l'altro penso che abbia fatto 2 gol in Coppa, o sbaglio? Sì, mercoledì, infatti. primi gol tra i grandi. Bravissimo. Adesso ne parlerà Gigi, ma a proposito di questa scossa, no scossa, tu sei molto amico di Pietro, amico dentro e fuori dal campo. In questa, chiaramente io sono pro Pietro tutta la vita, quindi lo dico io privatamente, lo dico anche pubblicamente. In queste settimane abbiamo visto, con Francesco ne parlavamo fino alla settimana scorsa, c'è un continuo esonerare o dimettersi da parte di tutte le squadre, di tutte le categorie. Tu, da direttore sportivo quale sei, dopo 5 partite che non vinci in campionato e 2 di Coppa, quindi 7 partite che non vinci, tu, vedendo comunque sia che la tua squadra, seppur 30 minuti, 20 minuti, un tempo, riesci a giocare a pallone, cosa faresti tu in questo momento? Tu dovessi entrare nello spogliatoio del Casaccia domani, che è martedì, il primo giorno di allenamento, cosa faresti innanzitutto col tuo allenatore e cosa faresti con i tuoi giocatori? Quale sarebbe un discorso da direttore che farebbe Gigi Prestigiacomo in una situazione del genere? Ma io, ora come ora, io difendo il lavoro di Pietro Tarantino. Primo perché non è una squadra spenta, è una squadra che forse gioca troppo a calcio. Magari un piccolo appunto voglio farcelo, che il primo gol che prendono lo fanno perché vogliono giocare a calcio, quindi sono in uscita costruendo da dietro, sbagliano il disimpegno e danno la palla all'avversario. Magari alcune volte bisogna giocare un po' più brutti, sporchi, e quindi però Pietro è un grande allenatore. La squadra sta bene pure fisicamente, perché anche contro il Partinico hanno corso fino alla fine, e il campo là a Casteldaccia non è il sintetico, è sempre molto pesante. Io l'unica cosa che direi ai ragazzi, la scossa che posso dare è quella di impegnarsi di più e parlare di meno, perché a volte anche in allenamento ci possono essere delle vicissitudini, delle situazioni di leggerezza e di poca applicazione che poi te li riporti dentro la partita. E poi, come dicevamo all'inizio,
sono gli episodi che ti indirizzano le partite, ti indirizzano il periodo e a volte anche la stagione. Io spero per loro che ci sia una scossa anche emotiva che possa cominciare a fare punti il Casteldace e togliersi dai bassi fondi della classifica, perché per organico non li meritano, ma hanno 0 punti comunque. Ne abbiamo parlato tanto, colgo l'assist che si è appena collegato uno dei 3 marcatori di ieri, ovvero Luigi Mendola, e allora, con le immagini che abbiamo prodotto al Giovanni Aloisio con il commentatore più scarso della squadra di Sportisili, Don Carlo Misilmeri, Casteldace, e poi torniamo. Una partita da non sbagliare da nessuna delle due parti, perché c'è chi vuole dare continuità e c'è chi invece i primi punti deve ancora farli. Amici di Sportisili, ben trovati dallo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Questa è Don Carlo Misilmeri Casteldaccia, quinta giornata del campionato di eccellenza Girone A. La doppietta, tra l'altro 2 grandi gol all'Ilardo di Lascari, la battuta sul secondo palo, colpo di testa di Ricciulli, a vuoto Manra che viene graziato. Pagambino verso l'area, colpo di testa di Romano, poi Sferruzza ci prova, palla che arriva a Graziano, respinta ancora Graziano, respinta 2 volte, ci riprova, la palla rimane lì di Salvo. Allora occhio alla ripartenza del Casteldaccia con Sferruzza che prova ad accelerare, lo insegue Cernia, scarico allora per Graziano in 1 contro 1 con Capozzucchi, cross sul secondo palo, Mocciaro di Salvo, nega il gol al Casteldaccia, grande intervento. Mettere tranquillità a una squadra che comunque non sta giocando con troppa tensione addosso. Qui Graziano ci prova, di Salvo, secondo volo della sua partita. Tripoli, la girata con l'anticipo di Pucci, poi Spampinato per Graziano che aggancia l'ex di Favare, Athletic Club Palermo. Spampinato, perde una brutta palla e allora corre Tripoli, corre con lui Abate, Tripoli, ingresso in area, calcio di rigore, l'entrata di Abate su Tripoli. Ed è ancora il capitano a battere, fischia l'arbitro, Cernia contro Marra, la rincorsa è il destro a spiazzare Marra, avanti la Don Carlo che soffre ma sblocca la gara ancora col suo capitano. Tripoli rientra in tempo dal fuorigioco, Tripoli contro Spampinato, propone il cross che viene deviato, arriva Lavardera, il tocco per Ricciulli, la paratona di Marra, calcio d'angolo. Camiolo, Arcoleo, verticale ancora per il suo terzino che va sul fondo, mette in mezzo Graziano, si divora davanti a Di Salvo la palla del pareggio. È bravo Spampinato a chiudere, poi Ricciulli si gira, c'è Cernia che può ricevere, Cernia riceve e calcia! Che gol ancora di Stefano Cernia, gran destro da fuori e 2-0 Don Carlo è ancora davanti alla sua gente. Stefano Cernia, Muzzo, poi di testa Cernia sulle spalle di Abate. Sferruzza, controllo orientato, ancora Sferruzza al limite, va col destro, blocca senza grossi problemi di Salvo. Cernia, Lavardera cerca luce per una giocata, Ricciulli si muove tra le linee per servito, c'è anche Mendola davanti a lui, Mendola e Ricciulli prova a buttarsi nello spazio helvetico e vince il rimpallo, Mendola! E il 3-0 della Don Carlo, in gol anche Luigi Mendola, allunga la squadra di Napoli. Mano che serve Lavardera, questa volta Tripoli la lascia scorrere, Lavardera può correre, Lavardera da uno sguardo al centro, la mette sul secondo palo, Ricciulli! Col colpo di testa in controtempo, Joao Ricciulli la mette per il 4-0, cala il poker prima dell'intervallo, la Don Carlo Misilmeri. Lavardera con la palla tesa in mezzo, Prestigiacomo rimane da Tripoli che calcia, blocca Marra. Pucci per Graziano, ora Camiolo, Fuschi. Cerca luce addirittura per il tiro, lo va a tentare Di Salvo, un po' sorpreso, la mette comunque in angolo. Calongo di passare, non ci riesce. Poi Mocciaro per Sferruzza, dialogano i due. Tocco per Mocciaro, ingresso in area, Mocciaro, calcia male.
Pellegrino fa scorrere il pallone oltre la linea laterale, il fallo laterale sarà per il Casteldaccia, ma il direttore di gara dai 3 fischi pone fine alla partita. Don Carlo Misilmeri, forza 4, 4 sono i gol al Casteldaccia, 4 sono le vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia per la squadra di Napoli, rimane invece a 0 la squadra di Tarantino. Rientriamo dopo il poker, come abbiamo anche letto, poker di vittorie, poker di gol, si va un po' a leggere al contrario quello che dicevamo del Casteldaccia. In molti pensavano che, ne parlavamo anche a microfono chiuso, dopo la sconfitta di Marineo, dopo il pareggio di Lascari, con Lascari in Coppa e in casa, qualcosa non andasse in casa Don Carlo Misilmeri, invece come d'incanto, 4 vittorie consecutive, senza subire gol in nessuna partita, 9 gol segnati, segnano tutti, e l'ho detto anche mister Napoli ieri nell'intervista post partita, è una squadra che con questo sistema di gioco, con una sola punta, apparentemente una squadra difensivista, ma alla fine se hai le mezze ali come Cerniglia, come Mendola che si inseriscono, i quinti che crossano, che segnano, diventi pericoloso. Assolutamente sì, l'abbiamo visto, diciamo, 4 gol non si fanno per caso. Andrea Ingrassia, forse Don Carlo Misilmeri, ciao Andrea. Poi Rocco Trentalange, che ha un nome e un cognome tra l'altro molto particolare. Sì. Buonasera, domenica lo Sciacca ritornerà a giocare al Gurrera contro l'Atletico Palermo. Occhio allo Sciacca, assolutamente sì, veramente, perché quello è uno stadio che fa la differenza. Il messaggio di Giovanni Cassanova invece ci proietta anche a cambiare categoria, quindi dall'eccellenza ci porta alla promozione, è bello leggerlo. Buonasera amici miei, ormai siete un appuntamento fisso il lunedì e di questo ne siamo contenti. Un grande abbraccio a Gigi Prestigiacomo e complimenti per ciò che sta facendo con la Regina Mundi Calcio, squadra per la quale faccio il tifo, essendo la squadra del mio quartiere d'origine. A Castellammare stiamo facendo un buon lavoro, in silenzio, con umiltà e affari spenti. Cercheremo di raggiungere il prima possibile la salvezza. Vediamo dove saremo al giro di boa e se fosse necessario faremo i giusti interventi, sempre nel rispetto del budget, per provare a sognare. Questo Diciamo. è uno scoop. Questo è uno scoop, esatto. Perché comunque sia, sono ragazzi che fanno della spending review, diciamo, il loro punto di forza. Grande direttore, dice Alessio Fuschi, quindi ti saluta. Pietro Tarantino, buonasera ragazzi, ciao Pietro, insomma abbiamo parlato di te in lungo e largo fino a 30 secondi fa, quindi rivediti eventualmente la puntata fino a pochi minuti fa, anche perché adesso dobbiamo parlare della promozione del Regina Mundi, ma prima abbiamo Intanto parliamo di un'altra. eccellenza girone B, veloce Sì. veloce, ti interroghiamo eventualmente, caro direttore. Classifica, prima di tutto, perché ci sono sempre quelle due, c'è il Modica e il Milazzo, in testa Milazzo e mister Bognanni, che saltando nell'altro girone sta continuando a fare bene, 15 punti, punteggio strapieno per questo tandem composto da Modica e Milazzo. Un attimo recupero anche la classifica, perché nel girone B c'è l'Atletico Catania, tanto cara a Salvorifici, che è terzo Grandi. a quota 12, Città di Avola 11, ma occhio perché in Ionica Avola purtroppo è successo un episodio di presunto razzismo, tra l'altro da parte dei tifosi dell'Avola che vincevano 0-3 ai danni di un giocatore dello Ionica che perdeva 0-3 in casa dello Ionica, cose Follia. senza senso. Vittoria a 10 punti, Aci Sant'Antonio 8 punti, Nebros 6, Leonzio 5, Gioioso, Leonfortese, Real Siracusa e Ionica 4 punti, e poi un quartetto a 2 punti. Mazzarone, Mister Bianco, Palazzolo, Rosmarino. Tra l'altro notizia di oggi, ribaltone in casa Rosmarino perché Emanuele Merola non è più il direttore sportivo, anche il tecnico, se non erro, è stato esonerato. Insomma, ribaltoni dopo 5 giornate, ne parlavamo prima di tanti esoneri, siamo ancora a metà ottobre, sta succedendo di tutto. Vediamo con Salvo Geraci, grazie alla Wii Sport, le immagini di Vittoria Leonfortese. Soffricchia la corazzata Vittoria, c'è una corazzata che soffre del girone A del Gela, c'è una corazzata che soffre del girone B del Vittoria. Reti bianche tra Vittoria e Leonfortese, vediamo.
alimentare il sogno primo posto con un'altra vittoria di fronte al proprio pubblico. Il Vittoria torna in campo per la quinta giornata del campionato di eccellenza. I biancorossi a -3 dalla vetta sono reduci dalla sconfitta di Modica maturata con un pirotecnico punteggio di 3-2. Avversario di giornata sarà la Leonfortese, ancora alla ricerca del primo brindisi in campionato e che viaggia a quota 3 punti in classifica. Formazioni: biancorossi, Malandrino, Diop, Privitera, Sanchez, Lucarelli, Agudiac, De Vivo, Rufini, Pettinato, Lonigro, Gueye. Risponde la Leonfortese: Pandolfo, Coco, Popolo, Puleo, Russo, Manuele, Cipriano, Caballero, Lobo, Genovese, Baldè. Fischia il signor Vincenzo Braschi, sezione di Trapani, coadiuvato da Angelo Gulisano di Acireale e Luciano Armando Sicali, sezione di Catania. Partiamo allora con il film del primo tempo in maglia biancorossa e la Vittoria che attacca da sinistra verso destra. Prima chance dopo appena 30 secondi. C'è una rimessa laterale lunga in area di rigore, pallone che sfiora Agudiac che cerca il tentativo acrobatico. Anche Gueye arriva sul secondo palo ma colpisce soltanto l'esterno della rete. Minuto 6, cross dalla destra di De Vivo, mette in difficoltà Pandolfo che comunque riesce a disinnescare. Minuto 16, tentativo della Leonfortese, punizione alta dell'ex Messana Anthony Genovese. Minuto 20, rimessa per Privitera, il cross in zona Gudiacchi, il tentativo in girata, specialità della casa che finisce però alto. Minuto 30, chance da calcio d'angolo, ancora Agudiac con il pallone ma sia la difesa che Pandolfo riescono a recuperare. Brivido dall'altra parte perché su questo pallone alto Malandrino non l'afferra. Pallone ancora dentro per Lobo che va a botta sicura ma c'è il colpo di testa sulla linea di Sebastian Sanchez che dice di no. Dice ancora 0-0, vittoria Leonfortese. Minuto 39, palla di Privitera per Lucarelli, il controllo a seguire, ancora Lucarelli sfiora il palo con il mancino. Minuto 39, ancora una volta Privitera a farla passare sull'Onigro col colpo di tacco in qualche modo. La sfera da Gueye passa a Lucarelli che alza la mira. Finisce allora il primo tempo, Vittoria 0, Leonfortese 0. Il risultato ancora non si schioda ma tante le occasioni per i biancorossi. Minuto 48, Lobo e Genovese provano l'azione di sfondamento con queste combinazioni. Il sombrero, Lobo in area di rigore, l'acrobazia ancora decisiva di Sanchez che la mette in calcio d'angolo. Il tentativo di rimessa laterale della Vittoria, il cross dalla destra, Gueye la mette all'indietro, c'è il colpo di destra ravvicinato da parte di Sanchez anche in zona offensiva ma il portiere dice no. Entra Cannarozzi, esce De Vivo. Minuto 55, rimessa laterale lunga, Sanchez alza la mira in girata. Minuto 57, fuori Rufini per Di Giacomo, fuori Gueye per Ardes. Minuto 68, ancora ad avviare l'azione ci pensa Sanchez con la gittata in zona Cannarozzi, la spizzata per Max Lucarelli, la mette giù in maniera elegantissima, poi ci prova col destro che però è centrale tra le braccia di Pandolfo. 71esimo, dalla sinistra Diop la mette sull'Onigro, va a calciare, il pallone sfiora il palo. Ultima chance per l'Onigro di mettersi in luce al 79esimo, fa spazio a Leggio. Minuto 84, la punizione di Privitera, pesca proprio il neo entrato Leggio, pallone col colpo di testa di poco oltre la traversa. Minuto 94, punizione di Pettinato, Cannarozzi riceve in area di rigore, la fa passare su Agudiac, si allarga a destra il Toro, mette il tiro cross alzato da Pandolfo in calcio d'angolo, era l'ultima occasione della partita, finisce così, avrebbe meritato i punti il Vittoria ma è 0-0 contro la Leonfortese. Promozione girone A, quindi mettiamo un attimo in pausa l'eccellenza, anche se alla fine vorremmo parlare di quello che è successo o sta succedendo a Partinico, perché è un argomento che apre un po' di scenari e, come voi ben sapete, alla fine noi ci apriamo degli scenari con i nostri ospiti e parleremo anche di questo comunicato del Partinico Audace. Però diamo spazio ampio alla promozione con il Regina Mundi del qui presente Gigi Prestigiacomo in vetta alla classifica con 13 punti, Bagheria 12, Cus Palermo 11, Sport Palermo con Montelepre e Bagheria 90-0-11 a 7, 6 punti un altro terzetto, ovvero Aspra, Borgetto e Renzolo Piccolo, a 5 punti il Fulgatore, 4 per Alcamo, Valderice e Mazzara, chiude la Margaritese con 3 punti. Allora Gigi, chiaramente non avendo immagini non possiamo dire più di tanto la partita, un 4-0 diciamo che non ammette repliche, tu sei stato presente e potrai chiaramente dirci com'è andata la partita del tuo Regina Mundi che sta rispettando quelle che sono diciamo, i favori del pronostico come una delle squadre favorite della vittoria del campionato. Tu 2 settimane fa, quando hai vinto 3-0 contro il Bagheria in casa, tra l'altro vincendo bene e convincendo, detto anche da diciamo, membri del Bagheria Calcio,
hai detto, nonostante ciò, la squadra da battere per me è il Bagheria, comunque sia l'avversario numero 1, l'antagonista numero 1. Io a distanza di 2 settimane da quella partita, dopo, insomma, alla fine siete lì, un punto vi separa. Volevo chiederti se confermi questa tua cosa e poi in generale parlaci della partita di ieri e del momento positivo che sta passando la tua squadra. Allora, iniziamo dalla partita di ieri. No, 4. Non accetta che possa segnare Giovenco nel 2024, salvo Infatti non ha segnato duro, È vero. stranamente. Si alternano, sono giustamente segnala uno, segnala l'altro. Il capitano che da grande trascinatore, da vero capitano dall'inizio stagione, dalla scorsa stagione, perso 9 kg. Quindi No, ma ti dicevo questo, anzi, dicevo rinnovato, ritrovato, cioè una nuova linfa per... assolutamente sì, quest'anno, ma non perché l'anno scorso non, magari con la classe, l'esperienza, il campione di prima categoria magari non l'aveva neanche mai fatto, e quindi pensava che potesse fare anche un qualche chilo in più sempre bene. Quest'anno veramente sta bene Marco, quindi sotto l'aspetto qualitativo dico, non devo scoprirlo di certo io, però è un esempio da seguire per i più giovani, perché è sempre il primo a tirare il gruppo in allenamento, sta lavorando bene, stiamo lavorando bene. Ieri è stata una partita che abbiamo sbloccato dopo mi pare 20 minuti, e quindi quando tu la sblocchi, soprattutto contro squadre che vengono fuori casa a cercare di giocare sempre sotto linea della palla, diventa più semplice. Devo fare complimenti, abbiamo finito la partita con 7 under in campo, perché anche ieri abbiamo avuto qualche problemino fisico, si è fatto male Giovenco, ha avuto una contrattura, un risentimento Peppe Volpe. Siamo in emergenza, ma nonostante tutto, grazie al grande lavoro che sta facendo tutto lo staff, Gabriele Cipolla, stiamo facendo bene per il momento. Rimango sempre convinto che la squadra da battere è il Bagheria, ma intanto noi siamo una matricola, anche se abbiamo una società importante alle spalle dove non ci fa mancare nulla, sempre presenti, cercando di stare sempre vicino al gruppo, non lesinando impegni, energie e sforzi economici. E di questo devo dirgli grazie a tutti i dirigenti. Però, come ti dicevo, non è per magari per anche a livello scaramantico. Bagheria, come tu ben sai, l'anno scorso ha fatto i playoff, è uscito con la Parma male senza perdere, ha inserito 5-6 elementi di categoria superiore. Il giorno prima era in eccellenza, quindi aveva preparato la squadra per l'eccellenza, e poi c'è una caratteristica che quasi tutte noi abbiamo, che si allenano alle 3. La stragrande maggioranza dei ragazzi non lavora, mentre da noi qualcuno lavora, e quindi abbiamo magari quell'impronta, anche se non è così, perché sono tutti veramente molto molto seri e pronti a sacrificarsi ligi al lavoro. Però il fatto di allenarsi alle 8 di sera magari può sembrare, tra virgolette, un handicap, e lavorare, allenarsi alla luce del sole, e quindi giocando alla luce del sole, è sempre una differenza. E poi una squadra completa come lo siamo noi, e con altre tipo, anche se per adesso è attardata, l'Aspra, lo Sport Palermo, che è un'altra squadra imbattuta. Diciamo che cercheremo di contenderci questa vittoria finale. L'altra domanda che mi avevi fatto? No, era questa, diciamo, più che altro sulla partita di ieri, e se confermavi appunto il Bagheria come tua antagonista.
Ecco, io una domanda che ti voglio fare, forse un pochettino frizzantina. Ehm, All'inizio della stagione, prime settimane della stagione, ehm, ci sono stati due addii importanti. Mister Paolo Calafiore, prima ancora, se non ricordo male, o forse dopo, adesso a livello temporale non ricordo, Jack Serio è andato via. E chi chiaramente non conosce o non segue approfonditamente le vicende del Regina Mundi, non dall'interno, quantomeno non a ridosso, ha pensato primi scricchioli, la squadra che manda per l'allenatore, però in realtà ha dimostrato di essere ancora più compatta. Tu che hai vissuto gli spogliatoi del calcio dilettantistico anche giovanile in tutte le vesti, giocatore, allenatore, adesso da tanti anni fa il direttore sportivo, più che una domanda è una riflessione. Hai dato la dimostrazione di come si tiene uno spogliatoio compatto pur nonostante al di fuori si parli di sparature, di mali discorsi, insomma, è un segnale e si è in testa dopo 5 giornate. Bravi, anche devo dire poi i risultati al momento ci stanno dando ragione, e anche ritorniamo sempre al discorso degli episodi, anche fortunati, perché dopo la promozione dell'anno scorso era logico continuare il percorso con Paolo Calafiore. C'è stato qualche scricchiolio di incomprensioni, magari incompatibilità all'interno dello spogliatoio. Paolo ha voluto fare un passo indietro e quindi in virtù di questa situazione c'era un po' di malcontento anche per quanto riguarda il discorso degli orari, degli allenamenti, anche se tutti ne erano a conoscenza a inizio stagione, quindi non sono cambiati in corsa. Dalla separazione con Paolo Calafiore, da una situazione diciamo triste, perché non aveva fatto male sia nel precampionato che anche nella prima partita di Coppa, aveva pure vinto 2-0, però tu cerchi, ecco, ritornando al discorso, lo spogliatoio è sacro, deve rimanere sempre con serenità, voglia e cercare di essere sempre propositivi. Quindi questa scossa col cambio dell'allenatore in corsa ci ha permesso di prendere Gabriele Cipolla, che con tanto entusiasmo ha accettato l'invito mio e quindi di seguire questa squadra. E per quanto riguarda Jack Serio, tu sai benissimo che è sempre stato un mio pupillo, lavoravamo insieme pure a Misilmeri. E Jack, secondo la mia idea, assieme a Jack, avendo Pensola davanti, Marco, Jack, Namio, Mercanti, nella mia idea di calcio c'era quella di pensare se riusciamo a difendere sti gol, perché dico, con questa gente penso che 1 o 2 gol li avremmo dovuti segnare, quindi se siamo bravi e compatti a difendere quello che ci possono dare questi uomini là davanti, penso che possiamo divertirci. Con Jack è stata, diciamo, una scelta che ho avallato e che la società ha avallato con tristezza, con dolore, però Jack non era contento, non era sereno, non della famiglia Regina Mundi, ma il fatto degli orari, visto che non lavorava più, e quindi c'è stata questa separazione con Jack. Ma da qui, paradossalmente, al di là del valore del calciatore, perché dico, non sta a me scoprirlo, che è indiscutibile, abbiamo preso Matias Morales, che la società ha voluto dare un segnale forte di compattezza e di forza, perché via l'allenatore, come hai detto giustamente tu, via Jack Serio, qualcuno poteva pensare che stavamo abdicando prima di iniziare, ma far arrivare Morales, che per questa categoria, per me, secondo me, anche per l'eccellenza, è un lusso, abbiamo voluto dare a noi stessi e dopo all'ambiente esterno quella prova di forza che noi comunque
ci crediamo a competere con le altre squadre per cercare di primeggiare in questo campionato. Poi alla fine tireremo le somme. Io intanto la domanda di Francesco è calzantissima perché diciamo, non è vero che non si può costruire un progetto vincente da alcune incomprensioni di inizio stagione, come è successo per esempio a Gela, ma voi ne siete la diciamo, dimostrazione, perché insomma, diciamo serio è era diciamo, la punta di diamanti di una squadra, non è venuto più, non c'è stato più questo rapporto, quindi avete agito in tempo, quindi complimenti, io l'ho detto anche settimana scorsa, complimenti a te come direttore, complimenti alla società per aver subito trovato una, come si dice, una soluzione in pochissime ore, che poi chiaramente ha avuto i suoi frutti, perché un'altra società avrebbe avuto dei problemi non indifferenti in un campionato bello ed equilibrato come quello della promozione. Ovviamente, dico, perché non deve uno prendersi i meriti da solo, secondo l'indicazione del mister che conosceva Mattias dai tempi del Resultana, e quindi appena lui mi ha fatto questo nome abbiamo cercato subito di portarlo qua da noi, e quindi è giusto prendersi i meriti condividendoli con tutti quelli con cui lavori, ecco. Quanto il pallone sia con le corna e anche il fatto che questo era ancora libero e quindi l'avete dovuto prendere, Incredibile. hai capito, Incredibile. al campionato a settembre. Tra l'altro io sabato sono andato a vedermi Cus Aspra e sto ragazzo era con Gabriele Cipolla insieme, quindi a dimostrazione del fatto che proprio è una famiglia allargata con la Regina Mundi, e alla fine è sempre quello che fa la differenza, c'è poco da dire. A proposito di Cus e a proposito di Aspra, la domanda mia, secondo me l'Aspra, detto che il Cus è una squadra diciamo, che in questo momento sta viaggiando a ritmi molto importanti, sono venuti in testa alla classifica, l'Aspra, secondo me, a mio modo di vedere, è quella che individualmente è la squadra, secondo me, più completa dopo il Regina Mundi, perché quando tu hai completa e anche ben costruita, perché quando tu hai due giocatori in difesa come centrali che hanno vinto il campionato l'anno scorso con il Piana, e diciamo sono Gaia e Tarantino. Io Gaio per esempio l'ho visto giocare, ottima prestazione Gaio, diciamo, per la promozione è veramente un lusso, con Tarantino idem. Poi quando a centrocampo poi hai Ciancimino, che adesso, che anche l'anno scorso col Piana, Megna che ha vinto pure campi di emozione e ha fatto sempre eccellenza. Ti puoi permettere un Ciccio Bionda in panchina, un Angelo D'Amico in panchina, Ferrara in panchina, davanti c'hai secondo me uno degli attaccanti più forti della categoria, ed è Fabrizio Monti, che sabato ha fatto un gol clamoroso, D'Agostino che ti arriva dall'eccellenza, Fruci, insomma Gastone. Per me l'Aspra, carte alla mano, senza vedere la classifica, potrebbe essere veramente il terzo incomodo, se così possiamo dirlo. Quindi ti volevo chiedere, tra le squadre inseguitrici, tra virgolette, e ci metto dentro anche il Cus, chiaramente, di chi secondo te alla fine puoi avere più paura, sempre tra virgolette, che rispetto di tutti si dice paura di nessuno, ma qual è, secondo te l'Aspra ne uscirà fuori? È una squadra che ancora manca qualcosa? E poi, sempre collegata a questa domanda, se tu, viste le difficoltà di mercato che ci sono in questo momento, magari qualche infortunato, qualcuno che non riesci ad avere pienamente squadra, se stai pensando già qualche innesto da inserire a partire dal prossimo mese praticamente. Ma io per adesso non sto pensando a nessun innesto, perché penso che i giocatori che ci in rosa sono i più forti del campionato. E mi aggrappo quindi a loro per arrivare fino al 30 novembre e vedere in che posizione ci troveremo. È normale che se continuerà, per esempio non abbiamo potuto disporre neanche un minuto di Peppe Messi per un problema al ginocchio, spero, se è vero, fra 15 giorni di riaverlo a disposizione, quindi chissà che magari il nuovo acquisto non sia Peppe Messi, perché finora non abbiamo potuto farne uso. C'è Randazzo in rosa, che per adesso non ho potuto farne uso, un altro ragazzo su cui credo ciecamente, quindi Namio dico, lo conosciamo, io è il terzo anno che l'ho con me, e quindi per me Domenico è un super top, dico, può giocare anche tranquillamente in categorie superiori. Anche lui
ha saltato in 5 giornate, ne ha saltate 4. Prima ha avuto una frattura al dito di una mano, poi ha avuto un grosso infortunio contro il Bagheria, è andato via in ambulanza, e spero di poterlo riaggregare questa settimana, visto che è guarito. Quindi ti voglio dire, alla lunga queste saranno le squadre di cui andremo a preoccuparci. L'Aspra io l'ho messa assieme a Bagheria tra le top del girone, perché è attardata, ha perso qualche punto per strada, però c'è un grande allenatore e una grandissima rosa. Poi vedremo, sai benissimo che a dicembre poi si inizierà un nuovo campionato. Nel campionato, se dovessimo avere bisogno di puntellare qualcosa, la società è presente ed eventualmente ci penseremo. Ma ribadisco, io ad oggi ho i migliori giocatori della categoria e me li tengo stretti. Allora, se tu sei d'accordo, Salvo, Sì. facciamo una carrellata degli altri gironi, così magari ci soffermiamo giusto sul girone C, visto che è quello un po' più a noi noto, se non altro per alcune squadre, alcuni componenti. Cominciamo Vai. sempre con le classifiche del mitico Salvo Geraci che ce le mostra, partendo dal girone B, visto che abbiamo fatto il girone A. Messana sempre in testa a punteggio pieno, 15 punti su 15. Città di Villafranca, Città di Mistretta 13 punti, 12 punti per il San Fratello Acquedolcese, 10 punti Orlandina, 7 punti Promende, 6 punti Sant'Angiolese, poi Valdinisi, Atletico Catania, Monforte San Giorgio, Aluntina e Nuova Rinascita 4 punti, Città di Galati 2 punti, chiude la Polisportiva Sant'Alessio con un solo punto. Girone C con il Camarat che rimane in testa a 12 punti, 10 punti per il Giarre secondo, poi a 9 punti il Nicosia, 8 punti il Calcio Santa Venerina e il Santa Domenica Vittoria, 7 punti l'Aragona, 6 punti Villa Rosa San Sebastiano, 6 punti Gemini. Posso dire, grossa delusione il Gemini fino a questo momento, nonostante il turno di riposo, con il riposto a 5 punti, Belpasso 4, Serra di Falco e Casteltermini 3, San Pietro Calcio a 0. Infine, girone D con un'altra squadra a punteggio pieno come il Niscemi, 15 punti, 13 punti il Pro Ragusa, 10 punti Priolo Gargallo, Santa Croce e Atletico Megara, 9 punti Vigorgela, Salvo Geraci, Vigorgela. Anche oggi Vigorgela, e 8 punti Noto Calcio, 5 punti alla Cibonaccorsi, 4 punti a Cicatena, Gimnica Scordia, Città di Canicattini, 3 punti Scicli, 2 punti Frigintini, 1 punto Ace Galatea. Dicevo, questo girone C di promozione c'è il Camarat che dopo un po' come il Siracusa in Serie D, ha perso la prima un po' sorpresa, poi 4 su 4, un rullo compressore, del resto tutti lo davano come favorito, no? Tra l'altro da quando è arrivato Gioacchino Serio, si può dire, ovviamente, no, per cosa dico. Il fatto che Gigi lo abbia avuto a Regina Mundi è dimostrazione del fatto che Gigi ci ha visto lungo anche questa volta, poi le dinamiche sono sempre tantissime, anche lì ci si parla di episodi, anche fuori dal campo è stato un episodio che ha portato Gioacchino a Cammarata, e questo episodio è stato positivo sicuramente per il Camarat, che anche ieri mi sa che ha fatto gol Sì, decisivo, gol sì, decisivo. e quindi diciamo nulla Tra da l'altro lo dire. dedica a Cosimo Panepinto che ha avuto Sì, purtroppo una una perdita brutta perdita. familiare non indifferente. Allora, per chiudere, io direi di tornare a quell'argomento che ci siamo lasciati Eh sì, in sospeso, anche perché perché ho messo i popcorn a sì. scaldare, quindi diciamo... Allora, è un argomento che racchiude un po' tutte le categorie. Parliamo diciamo, facciamo ordine, parliamo del Partinico Audace che oggi con un comunicato stampa ha annunciato di voler consegnare così le chiavi della squadra al sindaco, quindi all'amministrazione comunale di Partinico, perché tra le righe, insomma, hanno scritto veramente un post molto dettagliato, scritto benissimo, lungo, in cui praticamente ci si lamentava del fatto che non c'era abbastanza vicinanza da parte della città, della comunità, dell'amministrazione al progetto Partinica Audace. Ora, detto che secondo me è arrivato con un tempismo sbagliato, perché è un comunicato che arriva dopo un 5-0, perso 5-0, quindi lo potevi fare la settimana scorsa quando magari hai vinto 3-2 a Casteldaccia, non farlo dopo che perdi 5-0, perché poi automaticamente la gente dice, ah, beh, certo, perdi 5-0 e fai questo comunicato. Lo penso, io non credo che sia stato fatto questo, però io lo penso, quindi lo penseranno anche centinaia di persone che leggono questa cosa dopo un 5-0. Correggimi se sbaglio, è inutile che queste cose, quindi fallo un altro momento.
Ma detto ciò, la mia polemica al Partinico Audace, che secondo me ha tutte le ragioni del mondo per dire una cosa del genere, è che secondo me quando una squadra progetta una stagione di qualsiasi categoria, prima di progettarla, visto che una stagione comprende tantissime componenti e con loro tantissime famiglie, sai quanto è, diciamo, difficile progettare, quanto c'è da spendere da un punto di vista economico, quanto ti costa una stagione. E sai già all'inizio chi è con te e chi non è con te. Soprattutto quando tu fai una promozione, arrivi, diciamo, sesto, quindi in classifica di promozione, e decidi di acquistare un titolo di eccellenza, quindi sai già che stai facendo il passo forse più lungo della gamba, e quindi con tutte le difficoltà che ne comporta questa decisione. Però se tu la fai, vuol dire che tu puoi farla. Giusto, Gigi? Quindi puoi fare questa decisione e la devi giustamente onorare fino alla fine della stagione. Quindi sai già che in quel momento il comune non ti dà una mano, in quel caso, o imprenditori o chi che sia. Che sai che una stagione di eccellenza costa un bel po' di soldini e che alla fine devi spendere quella cifra. Quindi dopo 5 giornate non puoi chiaramente dire siamo abbandonati a noi stessi, ci ritiriamo. Questa è una cosa che non fa bene al calcio. Io lo dico alla Partita Codice, così come l'ho detto all'Atletico Catania, che da anni ormai sono io il nemico dell'Atletico. No, perché se io faccio una squadra devo prendermi oneri e onori fino alla fine della stagione. Poi finisce a giugno 2025 e io dico basta, mi ritiro dalla squadra perché non ho più soldi. In questo momento tu devi continuare a fare la squadra. Lo dico al Partinico Audace, lo dico al Marineo, come l'ho detto 2 settimane fa quando hanno fatto quella polemica fortunatamente rientrata. Lo dico a tutte le società che da ora in poi lamenteranno un possibile problema con il comune, con gli sponsor. No, perché se tu ti prendi un impegno, te lo prendi con 25 giocatori che hanno detto sì a te e no ad altre squadre, te lo prendi con i dirigenti, te lo prendi con quei 4-5 tifosi che ti vengono a vedere. Quindi per me è un sinonimo di serietà del calcio dilettantistico. Non esiste che tu devi dire e fai un comunicato del genere perché non puoi finire la stagione quando invece la stagione si programma a giugno fino all'altro giugno. Questo è il mio pensiero, poi a voi la parola. Penso che è una disamina perfetta. Io conosco con grande stima. Secondo me, come un giocatore d'azzardo, ha provato a fare il campionato d'eccellenza con la speranza che potesse muovere più le coscienze sotto l'aspetto politico del campo e magari verso queste scommesse, verso questa tua voglia di rinforzare le tappe, perché giustamente non avrebbe senso, lo sai all'inizio del campo, all'inizio che dovevi dare a destra e a sinistra, giocare a porte chiuse là a San Salvatore, perché non hanno fatto nei precedenti campionati cross, di tanto vale che ti rifai il campionato. Esatto. Bene, stare in tutto, tra l'altro di eccellenza, dove i tifosi sono ben clari. In tutto questo, tenendo meno determinati impegni, però mi auguro che sia anche in questo caso come quella di Marinea una provocazione per scuotere le coscienze. È fin troppo evidente che un campionato di eccellenza non puoi fare senza la casa. Io mi ricordo quando sono diretto dall'altro, eravamo visti dall'altro, non c'era nessuno che poteva fare sponsor, perché anche dentro lo stadio non puoi mettere restrizioni, sponsor, per avere visibilità. E tra l'altro mi pare che giocano a Casini a porte chiuse. E quindi è tutto aperto. Però mi auguro, ripeto, che sia solo una provocazione, che non si sia stancato. E speriamo, perché sarebbe una sconfitta per tutti. Quindi parlavamo proprio di questo qualche settimana fa. Quest'anno ho tutto un campionato bellissimo. Nessuna squadra che materasso, tutti belli, attivi e dinamici. E ora spunta questa cosa. Spero che sia l'ennesima, come dici tu, un segnale, provocazione per far svegliare gli animi. Ma se così non fosse, continuate per cortesia, perché abbiamo un campionato di eccellenza che non è una terza categoria, è un campionato serio e che quindi va onorato. Come sono convinto che il presidente Montelone voglia fare, perché è una persona seria. Ho parlato fino a sabato con alcuni giocatori del Partinico che ho visto al CUS, mi parlano benissimo di questa persona del presidente, che io per loro, dalla loro bocca capisco che sia una persona eccezionale, che ama il Partinico Dace, e io quindi
chiedo a lui chiaramente di fare un passo indietro e di continuare perché, Presidente, lei merita, cioè alla fine i meriti se li prende lui, in quanto, diciamo, padrone di una realtà bella, perché Partinico ce la stiamo conoscendo tutti, quindi continuate questo campionato perché ve lo meritate e se lo merita tutta la squadra e società Partinicola, cioè a prescindere dal paese se vi appoggio o meno, quello poi se ne parla. Io ne abbiamo parlato abbondantemente oggi Sì. con Salvo in privato, ed è un peccato, sai perché? Perché vedendo anche quello che si è visto in campo ieri contro il Castellammare, tra l'altro Salvo Geraci testimone oculare perché ha ripreso la partita per Sportisiri, una squadra anche bella da vedere perché scelte economiche, scelte tecniche, scelte societarie di puntare su tantissimi giovani e di puntare su un allenatore che lavora benissimo con i giovani come Riccardo Abenante. Io penso che per quanto possa essere una provocazione, un grido di aiuto, chiamiamolo come lo vogliamo, non è neanche un bel segnale per tutti questi ragazzi che buona parte di loro magari sono anche alla prima esperienza tra i grandi dopo aver fatto chi allievi, chi la juniores. Ehm, e vedono che comunque magari loro stessi sono stati presi alla sprovvista perché magari essendo giovani non entrano, magari non hanno la stessa conoscenza dell'ambiente, dello spogliatoio e della società come per esempio può essere un Cascione, come può essere un Pulizzi, scusami. Ehm, esatto, un Seccum, gente che ha il pelo nello stomaco, come si dice in questi casi, e sa come va il mondo. Sti ragazzi all'indomani di una prestazione, per carità, hanno beccato 5 gol dal Castellammare, prima sconfitta del campionato, non perdevano praticamente dalla gara di Coppa, sempre col Castellammare, e si ritrovano all'improvviso con una situazione più grande di loro, perché ora giustamente magari si svegliano la mattina, perché magari il presidente Monteleone non li ha avvertiti, il figlio Gianni Monteleone non li ha avvertiti del comunicato e si ritrovano all'indomani mattina, magari si svegliano prima che so, di andare a scuola, di andare all'università, magari si svegliano, il papà o l'amico dice ma che sta succedendo a Partinico? Ti cedo il microfono Gigi perché voglio sentire la tua. Assolutamente sì. Poi nascono le brutte prestazioni, perché secondo me il comunicato è stato successivo alla partita, però era preparato prima. Mi E auguro di sì. magari perché è impossibile che il lunedì, dopo quella sconfitta, possano fare un comunicato del genere. Magari era la situazione che già vivevano da qualche settimana. Come hai detto tu, il mister è uno che lavora bene con i giovani, tant'è vero che giocano anche un buon calcio. Dico, la partita del Castellammare è persa 5-0. Che lì bugiardo, da quello che ho Sì, capito, come giocare. assolutamente sì, l'ha detto pure Giovanni Castronovo. Quindi eh, fa male al nostro calcio, fa male alla crescita di questi ragazzi che poi magari si allontanano dal calcio perché vengono investiti da queste emozioni negative in un momento che stanno facendo bene, si stanno applicando e magari si devono ritrovare a fermarsi perché la tua società non vorrebbe continuare il campionato e quindi una brutta botta. E speriamo che il presidente Monteleone ritorni sui suoi passi. Ecco. Ce lo auguriamo tutti. Intanto, Mauro Gagliano, forza Partinico, diamo una scossa a Assolutamente questo sì. ambiente. Ragazzi, il vero problema è sempre lo stesso, non c'è la volontà politica di portare il pubblico allo stadio. Burocrazia e politica tengono gli stadi chiusi, senza il pubblico il calcio dilettantistico muore. Qua siamo tutti d'accordo, Mauro, assolutamente sì. Questo è un capitolo a parte, però che io, società, ho il campo chiuso lo so dall'inizio. Per esempio, l'Atletico Palermo, ne parlavamo con Giampiero, l'altra volta sapeva di avere questa problematica della Terrasini barra velodromo con lo stadio chiuso. Tra l'altro loro devono giocare per vincere il campionato, quindi ancora peggio, e faranno un campionato di vertice come lo stanno facendo senza personale allo stadio, cioè clamoroso, che io sono il primo in classifica in eccellenza, magari lo sarò anche tra qualche mese prima di vincere il campionato e non avrò possibilità di avere persone a vedere la partita, questo è clamoroso, però purtroppo loro lo sapevano, si sono fatti sto conto e sanno che da qui fino a giugno prossimo hanno sta problematica, come lo sa il Partinico immagino, come lo sanno tante altre squadre che purtroppo, anche il Misilmeri che è clamoroso, ieri era Portiusa, quello che ho capito, in queste settimane Portiusa, fortunatamente a Misimeri c'è la cosa
che te la puoi guardare, diciamo, all'esterno, ma quelle 5 euro a persona che chiedono per 50-100 persone fanno comodo a tutti, oltre al tifo organizzato, eccetera, eccetera, ma purtroppo queste cose non nascono dall'oggi al domani, si sanno, diciamo, a priori, e uno deve fare i conti anche con queste problematiche per programmare una stagione. Ieri ad Alcamo hanno denunciato 10 mamme, tra virgolette, che guardavano la partita in massima tranquillità. Mauro, è una problematica che meriterebbe un capitolo a parte, magari una volta invece di Gigi chiamiamo l'assessore Anello o chi per lui per parlare di queste cose. Tra l'altro il problema delle infrastrutture c'è in tutti gli sport, la piscina comunale, il basket, insomma, è una questione che apre tanti scenari. Sì. Bravo. L'emblema dell'assurdità, proprio l'emblema. E quindi, diciamo, sotto questo punto di vista, purtroppo abbiamo toccato un punto di non ritorno, ma non per questo dobbiamo abbandonare i sogni dei ragazzi, della società di fare bene in questo sport bellissimo che si chiama calcio. Detto ciò, Franci, chiudo io chiudo ringraziando Gigi che Grazie a voi sempre. è stato preciso e puntuale come al solito. Ringrazio Salvo in regia che è stato puntualissimo con grafica, highlights e conto alla rovescia. Francesco, noi ci rivediamo la prossima settimana, lunedì, vediamo chi possiamo invitare, perché ricordiamoci che oltre al campionato di eccellenza e promozione parliamo anche di Serie D, lo fai tu un'oretta prima alle 20:30 sempre su Sportisili. Per il momento è tutto, Gigi, mercoledì hai partita, no? C'è il ritorno di Coppa, sì. Ritorno di Coppa contro lo Sport Palermo, Palermo. all'andata avete vinto 2-0. Abbiamo vinto 2-0, però si riparte da 0-0, ci sono 90 minuti di sofferenza e vediamo se saremo bravi a superare il turno. E quindi in bocca al lupo a Gigi, alla Regina Mundi e anche allo Sport Palermo chiaramente per par condicio. Per stasera è tutto, ci vediamo lunedì prossimo.